Buongiorno, ben ritrovati, sono le 11:59 del 25 di gennaio, un'edizione questa dove parleremo sicuramente della pandemia, vi leggeremo i dati delle ultime 24 ore, il bollettino regionale con i nuovi casi positivi, parleremo dunque della curva che è in discesa negli ultimi giorni, ma parleremo anche di politica, lo sapete, alle 15 nuovo scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica, fra l'altro proprio nel pomeriggio ci sarà la rosa dei nomi del centro-destra, ne parleremo con tutti gli ospiti che avremo qui con noi, ma anche tantissima cronaca perché come sapete insomma, le condizioni del piccolo di 12 anni che si è accasciato a terra durante una gara di cross a Vittorio Veneto, le sue condizioni sono davvero molto gravi, sono critiche, ci daranno aggiornamenti nel corso della giornata. Parleremo proprio di queste patologie, il perché accade questo, che cosa succede, lo faremo con il dirigente di medicina dello sport Sarto, dirigente dell'ULSS 2, cercheremo di capire che cosa si può fare, se c'è qualcosa che si può fare per prevenire patologie come quella che ha purtroppo provocato l'arresto cardiaco del dodicenne. Ma anche tanta cronaca, una grossa operazione della Procura di Venezia con l'arresto di una 33enne che era vicino alle cosche mafiose del Calabresi, un arresto perché è accusato di reati contro la persona e il patrimonio a danni di una donna residente nel Padovano, ma anche tanta altra cronaca con atti vandalici nella Marca e un atto vandalico, anzi di più, un incendio doloso in una scuola di Verona. Vi daremo ovviamente tutte le informazioni nel corso di questa edizione, ma ora ci colleghiamo subito perché l'ho visto sullo schermo Mario Pozza, presidente di Union Camere Belluno Treviso. Buongiorno Presidente. Buongiorno a voi. Dunque partiamo dalla notizia, insomma, che sta facendo più discutere, che è quella del Quirinale. Alle 15 secondo scrutinio, ieri la notizia della Meloni che candidava come nome anche quello dell'ex magistrato Nordio, oggi Salvini che dice insomma daremo una rosa di nomi nel pomeriggio, una situazione, una trattativa che continua tra i partiti. Beh sì, una trattativa che fortunatamente queste qui non hanno una guida di un'impresa, perché se fosse così l'impresa salterebbe per aria. Mi auguro che trovino una quadra quanto prima, perché il Paese ha bisogno di una guida, ha bisogno di certezze, e il mondo dell'economia soprattutto, perché stiamo attraversando un periodo difficilissimo. La ripresa è in atto ma sta subendo un forte rallentamento dovuto in primis al calo delle materie prime, ma adesso ha preso il sopravvento i costi delle energie, che mette fuori competizione le nostre imprese. Ecco, infatti parliamo anche del caro bollette, insomma soluzione presa insomma, dal governo che ha messo sul piatto una cifra insomma, per cercare di arginare questa problematica, ma sappiamo il grido d'allarme delle aziende che dicono noi non ce la facciamo più. Non basta, bisogna mettere in campo una politica di sviluppo di energie, perché purtroppo noi non possiamo permetterci di pagare la corrente elettrica o il gas a questi livelli. Sono degli effetti direi tampone per il momento, però bisogna riaffrontare questo tema. L'Italia non è un paese che ha risorse proprie, ne ha pochissime, ha un po' di gas nell'Adriatico e un po' di petrolio in Basilicata, ma allora nell'Adriatico non lo vogliamo pescare perché si ha paura che Venezia sprofondi, però i croati lo fanno. Abbiamo rinunciato al nucleare e lì bisognerebbe anche vedere se risentire i cittadini, gli italiani su questa partita, perché credo che le energie rinnovabili non potranno sostituire completamente gli idrocarburi, e quindi ci troviamo veramente limitati come imprese nel poter essere competitivi. La competizione per una regione come il Veneto, che ha dato dei numeri performanti, grandi esportazioni, insomma la ripresa che più in Italia ha avuto è stata il Veneto nelle esportazioni. Questo ci preoccupa, non moltissimo. Lei diceva, Presidente, una ripresa economica che sta subendo una brusca frenata.
Eh sì, è un rallentamento perché tu quando già in termini normali paghi la corrente elettrica dal 30-35% in più, la difficoltà di avere le materie prime, purtroppo abbiamo tanta gente nelle fabbriche che in questo momento non è lavoro, è a casa per i contagi, perché chi è ammalato, insomma c'è tutta una situazione anche lì delicata, basta vedere anche per strada. Io ieri ero a Padova e per andare a Padova non c'era quel solito afflusso di camion che di solito c'è, e quindi sia in andata che ritorno, quindi c'è un rallentamento anche dovuto a questo, e si figuri lei se non si preoccupa, siamo non preoccupati ma molto allarmati. C'è di più di qualche imprenditore, grande consumatore di energia elettrica, che dice io rinuncio alla produzione perché altrimenti rischio di produrre e non vendere il prodotto. Ecco, ci sono molti di questi imprenditori, Presidente? Ce ne sono molti perché abbiamo tante imprese che, non so, quelle legate al mondo delle materie plastiche per dire, no? Che hanno bisogno di tanta energia, quelle legate al vetro, e quindi sono aziende che consumano e vanno a incidere molto, ma non solo, ma anche nel settore del commercio, della distribuzione. Io conosco insomma delle relazioni con chi ha una catena di supermercati e dice a noi l'impatto per l'anno prossimo, per quest'anno, è di €1 milione in più, e come possiamo fare? E questo andrà a gravare sui prezzi di vendita, oltre che all'aumento delle materie prime che ha già portato all'aumento dei prodotti alimentari. Ecco Presidente, lei diceva il governo ha trovato delle soluzioni ma non bastano di certo. Non bastano, no, perché bisogna affrontarle. Allora, abbiamo il gas nell'Adriatico, ci sono degli studi che dicono ma togliamo il gas e riempiamo con l'acqua così evitiamo che si sprofondi. E bisogna che si fidano dei tecnici e che si prendano delle decisioni sul nucleare. Adesso, che piaccia o non piaccia, la corrente elettrica che noi consumiamo arriva da tante centrali nucleari che sono di là del confine. Se succede qualcosa, chi le ferma? I finanzieri? Non credo, arriverebbero comunque da noi. Abbiamo delle aziende in Italia che sono leader mondiali nella costruzione di centrali di ultima generazione. Quindi rispetto a 30 anni fa, quando si è fatto un referendum sull'emozione di Chernobyl, credo che il cittadino possa essere chiamato magari alle urne e che si pronunci su questo. Non possiamo dire no a tutto. Abbiamo avuto difficoltà a fare il metanodotto, il gasdotto giù in Puglia. Fortunatamente è stato fatto, ma con tante difficoltà. La politica deve rendersi conto che il Paese non può stare sempre sotto scacco delle elezioni e quindi di non fare mai scelte. Ci possono essere delle scelte impopolari, ma sono scelte che magari salvano il Paese, salvano l'economia. Ecco, se questa decisione dovesse ritardare la situazione già economica compromessa, perché comunque è una situazione difficilissima, la sentiamo anche dagli imprenditori che chiamano quotidianamente, diventerebbe davvero ancora più critica. Certo, anche perché la situazione politica, le tensioni tra Russia e Ucraina porteranno ad allargare questa carenza di gas. E allora come facciamo? E una politica energetica nuova non si mette in piedi dal mattino alla sera, però le decisioni bisogna prenderle. Prima si prendono decisioni, prima possiamo arrivare ad adottare dei piani di investimento che possono essere magari anche agganciati al PNR. Ecco, io volevo leggere anche una notizia che è di ieri, che riguarda un protocollo firmato tra il ministro Carfagna e il presidente Zaia, e poi magari lo commentiamo insieme, Presidente. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha sottoscritto a Roma, insieme al ministro Mara Carfagna, il protocollo d'intesa con il Ministero per il Sud e la coesione territoriale per l'istituzione della zona logistica semplificata, la ZLS, Porto di Venezia Rodigino. È un passaggio importante, commenta Zaia, voluto dal territorio. Con la firma di questo protocollo si va a concretizzare una fondamentale operazione che riguarda tutta la zona della portualità del Veneziano e del Rodigino. Presidente, questa è una notizia importante che arriva. Sì, è importantissima. La Camera di Commercio di Venezia ha fatto uno studio proprio su qual è l'impatto di questa zona logistica speciale, e poi è una zona strategica di rilancio
Lì abbiamo il porto, abbiamo le ferrovie, una rete ferroviaria importantissima, l'autostrada vicino, l'aeroporto. È nel centro del Veneto. Se questa zona finalmente partirà, darà impulso anche ad apertura di nuove imprese. Proprio in questi giorni ho pubblicato i dati sulla demografia di impresa e il Veneto è una delle grandi regioni dove abbiamo meno aperture di nuove imprese. Perché questo? Perché ci sono carenze di infrastrutture, non abbiamo la copertura della banda larga in tutta la regione, non abbiamo l'alta capacità o l'alta velocità, non abbiamo uno sbocco a nord, abbiamo un tratto di autostrada tra San Donà e Portogruaro che sono 26 km, che ogni giorno succedono incidenti mortali, e quindi dobbiamo passare per il Brennero sotto scacco dell'Austria che ogni giorno impone sanzioni, impone limiti. Questo non è permesso e quindi cosa succede? Che anziché aprire un'impresa in qua la si apre da altre parti. Ecco, questo è uno dei problemi principali che ha la nostra regione e che si è aggravata ora. È uno dei problemi principali, perché siamo una grande regione ma siamo al margine dei grandi investimenti. Fortunatamente adesso è stata inserita l'alta velocità fino a Padova, uno studio di fattibilità di alta capacità o alta velocità tra Padova e Bologna, e io mi auguro che si inserisca anche uno sbocco a nord. Io oggi sono in Camera di Commercio a Belluno, parliamo dell'economia bellunese, un'economia che ha grandi numeri e grandi potenzialità cioè legate all'occhialeria, ma non solo occhialeria, ma però si trova in un cul-de-sac perché purtroppo lo spopolamento della montagna sta portando alla chiusura di imprese, non aprire più nuove imprese e soprattutto non rendere competitivi. Il mercato tedesco, austriaco è fondamentale per noi. Ecco, sull'economia proprio bellunese, lei parlava dell'occhialeria, che è ovviamente la principale, il cardine della provincia di Belluno. E cosa si può fare adesso per cercare di rilanciare in qualche maniera l'economia nel bellunese? L'economia bellunese dipende dal 70% oltre dall'occhiale, poi abbiamo altri settori importanti, quello del freddo, siamo leader nazionali, e poi abbiamo alcuni legati al settore della plastica e della meccatronica. La cosa che si sta lavorando su un progetto è quello della filiera del legno. La provincia di Belluno è la provincia in Italia che ha maggior area boschiva e purtroppo il legno da questa provincia va a essere lavorato in Austria e ritorna in Italia. Noi non abbiamo una grande azienda, un grande consorzio che possa lavorare il legno e venderlo nel mercato nazionale. E questo è un elemento su cui stiamo lavorando come Camera di Commercio assieme alla provincia e alla regione Veneto, proprio per mettere in campo un'attività produttiva. Ho incontrato nei giorni scorsi degli imprenditori per far sì che si lavori il legname a Belluno, che porterebbe occupazione e costi in meno e soprattutto svilupperebbe e manterrebbe la montagna in sicurezza, quello che purtroppo non accade oggi. Presidente, la ringrazio, grazie davvero, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, buona giornata. Grazie, buon lavoro. Una notizia di cronaca che vi avevo anticipato prima era l'ordinanza di custodia cautelare in carcere che è stata eseguita questa mattina nei confronti di un 30enne calabrese ritenuto vicino alle cosche di Reggio Calabria con l'accusa di reati contro la persona e il patrimonio aggravati dal metodo mafioso e danni di una donna residente nel Padovano. L'operazione fa parte di un'indagine denominata Hermes condotta dai finanzieri del comando provinciale di Padova con la collaborazione dei reparti di Catanzaro e Reggio Calabria e il supporto tecnico del Servizio Centrale Investigazione e Criminalità organizzata da Roma e diretta dalla Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia. Un'altra notizia di cronaca che arriva dal Bellunese, intanto io vedo sullo schermo, intanto lo saluto subito, Diego Marchioro, sindaco di Torri di Quartesolo. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Sindaco, leggo una notizia di cronaca e vengo immediatamente da lei. Nella notte, perché insomma un incendio probabilmente doloso, nella notte tra lunedì e martedì i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l'incendio sviluppatosi all'interno di una scuola media a Verona. Erano le 23:30 circa quando sono giunte le prime chiamate alla sala operativa dei pompieri segnalando le fiamme
all'interno della scuola media Dante Alighieri in via Porta Catena 4. I vigili del fuoco sono intervenuti con 10 unità e 3 mezzi per estinguere le fiamme che stavano interessando un vano al primo piano e parte di un cipresso del giardino. L'evento ha anche lesionato la struttura della stanza dove si è sviluppato il fuoco e parte dell'impianto elettrico. La scuola rimane non fruibile a causa del fumo che ha invaso molti locali. Le operazioni si sono concluse alle ore 3 circa e sul posto la Polizia di Stato e la Polizia locale. Sindaco, invece veniamo a noi, parliamo invece della pandemia, poi daremo anche i dati dell'ultimo bollettino regionale, una curva che sta diminuendo, una situazione che si sta alleggerendo anche come pressione ospedaliera. Sì, certo, diciamo che stiamo registrando un po' dappertutto questa diminuzione, cioè diciamo il rallentamento della curva di crescita e sicuramente anche un riflesso positivo sui ricoveri ospedalieri. Credo che questo sia l'effetto, anzi sono convinto che sia l'effetto della grande campagna vaccinale che è stata condotta. Ecco Sindaco, mi scusi, ci siamo persi. Lei stava parlando della vaccinazione, della campagna vaccinale. Sì, la campagna vaccinale, dicevo questo, che diciamo, in questo momento possiamo essere relativamente più tranquilli del passato, perché con la campagna vaccinale che è stata condotta naturalmente abbiamo una difesa maggiore. Chi ha fatto la terza dose per me dovrebbe cominciare a poter girare in maniera quasi normale. Ecco, parliamo anche di un'altra questione che sappiamo, i medici sono in prima fila ormai da tantissimo tempo, c'è stato anche un po' un caos perché abbiamo avuto con la pandemia, con i ricoveri, i medici di base sono stati davvero presi d'assalto anche dai pazienti e purtroppo non è facile gestire una situazione del genere, per cui ci sono stati anche un po' di insulti da parte dei pazienti, probabilmente esasperati dalla situazione, però nei confronti dei medici che stanno lavorando, lo sappiamo, da ormai 2 anni in maniera ininterrotta. Sì, diciamo che io personalmente ho dei riscontri da parte dei nostri medici di base, dei riscontri preoccupati e anche manifestano una stanchezza, perché l'assalto chiaramente c'è, perché ognuno deve chiedere per i tamponi, per le terapie eccetera, ma purtroppo quello che si sta verificando è che molte persone arrivano appunto a insultare i medici e anche in qualche caso a minacciarli. Credo che questo non serva a nulla se non a far esasperare i medici e quindi tendenzialmente anche a peggiorare il servizio. Io credo che dei professionisti che si stanno in questo momento spendendo molto debbano essere rispettati quantomeno e tutti quanti insieme dovremmo capire che la situazione non l'hanno creata i medici. La situazione pandemica è purtroppo una cosa che ci è arrivata così, no? Senza chiamarla assolutamente. Però diciamo che si aggiunge a una situazione dei medici, cioè della disponibilità di personale medico scarsa, che deriva da qualche scelta non corretta fatta nel passato. Ecco, lei infatti ha toccato un altro dei punti che sono un po' i punti clou di questa situazione e l'abbiamo visto un po' in tutte le ULSS del Veneto, la mancanza importante proprio degli operatori sanitari, medici ma anche infermieri ed anche tutti gli operatori sanitari in genere. Certo, questo è purtroppo una cosa che non si risolve in poco tempo. Formare dei medici ci vogliono minimo 6 anni, poi ci sono le specializzazioni e quindi è un problema che dobbiamo gestire tutti quanti insieme. Se lo facciamo litigando, credo che non avremo grandi vantaggi nessuno. Ecco, Sindaco, i tamponi gratuiti nelle farmacie, ieri c'è stato un po' di confusione, non era arrivata l'informazione da parte della Regione, le farmacie hanno iniziato nel pomeriggio, almeno in alcune province. Com'è andata lì nel suo comune?
Adesso sinceramente non ho dei dati e quindi non riferisco a cose che non conosco. In ogni caso io sono del parere che di tamponi dovremmo farne sempre meno, dovremmo completare la vaccinazione e quindi poi i tamponi serviranno molto meno che non adesso. Ecco, lei diceva appunto della vaccinazione, ovviamente importantissima per cercare di uscire da questa pandemia. Nel suo comune lei ha qualche dato, sa come sta andando? Diciamo che Torri di Quartasolo è sede dell'hub vaccinale più importante dell'USL numero 8, le vaccinazioni proseguono a ritmo molto serrato, noi abbiamo delle presenze continue e massicce. Ecco, e invece a livello di quarantene classi abbiamo visto anche su questo, insomma, moltissime le classi un po' in tutti i comuni che si trovano in quarantena e in DAD. Credo che, come stanno già dicendo molti, ci sia da riformare questo sistema, perché è un sistema molto complicato, burocratico e forse crea più problemi di quelli che risolve. Quindi diciamo che io sono per una maggiore liberalizzazione, chi ha fatto la terza dose e anche chi ha fatto di recente la seconda. Diciamo che dovrebbe non dico esentato dalla quarantena, ma comunque quasi. Quindi insomma cambiare le regole della quarantena, quello che chiedono un po' altre... Sì, sono d'accordo che le regole sono un po' complicate e complicano la vita un po' tutti e non credo che risolvano grandi problemi. Cioè io riscontri dalla scuola in generale che i ragazzi non si contagiano a scuola, si contagiano fuori con i grandi e non fra di loro. Sindaco, la ringrazio. Grazie a lei. Grazie e buon lavoro soprattutto. Grazie e comunque buon lavoro anche a lei. Grazie. Buongiorno. Grazie. E saluti a tutti. Grazie Sindaco. Noi adesso invece ci spostiamo a Pieve del Grappa, dove lo vedo già sullo schermo per noi, il nostro Lucio Zanatto. Si parla di crisi del latte causata proprio dall'aumento delle bollette. Ne abbiamo parlato anche con il presidente Pozza di questa situazione che sta rendendo davvero difficile la vita alle aziende. Lucio, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Sì, mi trovo a Pieve del Grappa, come vedete noi stiamo facendo per la rubrica di agricoltura, stiamo facendo un'inchiesta proprio sull'aumento delle bollette nel settore primario, ma in particolare nel settore lattiero caseario. Sono con Giovanni Raccanello che è un allevatore e sono con Bruno Bernardi che è il direttore di APRO, ovvero dell'Associazione dei produttori di latte del Veneto. Vi do due dati giusto perché richiamiamo quello che è il problema. I dati dicono che la luce, cioè l'energia elettrica, è aumentata del 302%, i dati sono della CGIA di Mestre, e il gas addirittura del 346%. Noi da questa mattina stiamo girando un po' per le aziende, non solo per gli allevatori ma anche per le aziende di trasformazione, ovvero le latterie, quelle che producono i formaggi che mangiamo tutti noi, l'asiago, il grana padano, ma anche il morlacco, il bastardo, cioè quei nostri tipici formaggi che sono in pericolo perché con aumenti verticali delle materie prime, in particolare dell'energia, sta veramente entrando in crisi tutto il settore. Giovanni Raccanello, lei è produttore, senta, è proprio vero che se va avanti così voi dovete chiudere le stalle? Sì, sicuramente sì, perché noi oltre che l'aumento dell'energia che hai nominato adesso, l'energia elettrica che è triplicata, abbiamo un aumento esagerato del gasolio per esempio, ma soprattutto delle materie prime per l'alimentazione del bestiame. Noi siamo in una zona collinare non irrigua dove produciamo praticamente la fibra per il nostro bestiame e l'energia e la proteina dobbiamo comprarla tutta sul mercato, e sono prodotti che sono aumentati del 35, 40, 50%, la soia è andata a prezzi, le farine proteiche sono andate a prezzi esorbitanti, mentre il latte non è aumentato in proporzione, anzi è aumentato pochissimo, anche perché i caseifici si lamentano che anche loro hanno questi problemi. Ma voi non dovevate avere i famosi 4 centesimi che dovevano arrivarvi dalla grande distribuzione via caseifici?
Penso che la causa principale di tutto questo sia proprio la grande distribuzione che non ha adeguato i prezzi delle materie, dei prodotti che acquista dai caseifici. Questa è stata una promessa, abbiamo visto l'intesa, però è rimasta un'intesa, non abbiamo visto niente noi di questo. Noi non siamo capaci di far aumentare il latte perché il caseificio si lamenta che non riesce a aumentare il prodotto alla grande distribuzione. La grande distribuzione non ci ha dato niente finora. E come tutto questo, ad esempio l'aumento della corrente, poi tra l'altro lei anche lavora in magro, cioè lavora in montagna e di conseguenza c'è un lavoro in più per voi che è quello del mantenimento della montagna. Se chiudete le malghe, se chiudete i vostri allevamenti, cosa succede per la montagna trevigiana e veneta? Cioè, l'abbandono, a noi ci dicono che siamo quelli che proteggono, che mantengono l'ambiente, quindi vedi anche qua la nostra zona, i prati eccetera sono mantenuti. Se abbandoniamo questo tipo di ambiente e la montagna, soprattutto i pascoli, diventerà un deserto, cioè diventerà una cosa impenetrabile dove non si potrà né vivere, né fare turismo, né fare altre attività, perché cresceranno solamente malerbe e crescerà un bosco che sarà per 200 anni inutilizzabile. Senta, ma facciamo altri due ragionamenti. Il primo, voi però fate dei prodotti particolari e unici, mi viene in mente il bastardo, il morlacco. Questi non riescono a farvi dare un valore aggiunto superiore per riuscire a sopravvivere, cioè la qualità non vi sta pagando. Cioè, in Maiga molto probabilmente sì, si riesce a far tornare un po' i conti perché il prezzo qua durante l'inverno noi il latte lo vendiamo, lo cediamo a caseifici che fanno anche morlacco e bastardo, che però non ci danno un centesimo in più di quello che è il mercato del latte, che purtroppo è in sofferenza oggi. Quindi praticamente voi dite, se lo facciamo in malga forse ci salviamo, ma allora diventerete tutti, diciamo così, agrituristi? Sì, il problema è che la malga è un'attività stagionale che dura 4 mesi, che è sì un'integrazione per l'azienda agricola di valle, però è un'attività parziale che non è che ci risolva tutti i problemi in questo periodo. Grazie Giovanni Racanello. Senta, direttore, abbiamo sentito i problemi, voi siete un'organizzazione di categoria. Quali sono le soluzioni? Perché abbiamo sentito nel corso di questa inchiesta che è proprio un problema di materia prima più che anche di accise. Cioè voglio dire, il costo del gas è veramente triplicato, ma proprio alla fonte. Beh, innanzitutto un saluto a tutti i telespettatori e vista l'ora mi auguro che sopra le tavole di ognuno di voi ci sia un pezzo di formaggio che rappresenta il nostro territorio e quindi ci aiutate anche con i consumi. Seconda cosa, la situazione è drammatica proprio nel vero senso della parola. Noi come associazione, il Presidente Borga e il Consiglio di amministrazione è stata inviata una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, al Sottosegretario all'Agricoltura, al Ministero dell'Agricoltura, eccetera, chi ha più ne metta, per vedere se riusciamo in qualche maniera a far arrivare un aiuto diretto alle aziende agricole, perché la situazione è drammatica. Qualcuno l'ha definita una tempesta perfetta, nel senso che oltre ai costi del gas, del gasolio, dell'energia elettrica, sono aumentate le materie prime e quindi le aziende agricole sono proprio prese molto male. Noi abbiamo già più di qualche produttore che ha intenzione di smettere a breve, appena terminato il consumo di cereali che aveva fatto con l'autunno, e quindi in provincia di Treviso sono rimaste 450 stalle che se le suddividiamo per i 90 comuni rimangono in media 5 stalle per comune, quindi qualche comune non avrà alcuna stalla e qualche altro avrà 7-8 stalle, quindi questa è la situazione, è molto ma molto pesante. Ma senta, ma l'unica maniera allora è quella di ottenere degli aiuti di Stato oppure di fare in modo che si intervenga, diciamo così, abbattendo i costi, acquistando le materie prime magari da qualche altra parte, perché voi di fatto pagate quello che sta succedendo un po' in Russia, mi pare di capire. Sì, allora l'acquisto penso della materia prima o delle energie non è una cosa semplice in altra parte, perché mi sembra che il fornitore ufficiale sia la Russia o qualcosa del genere. Abbiamo solamente una speranza, siccome la situazione è drammatica in tutta Europa, ad esempio Francia e Germania stanno producendo il 3% in meno, realtà importanti che producono il 40% della produzione europea, quindi sono molto in difficoltà, l'intervento potrebbe essere quello di un intervento europeo a favore per sostenere il settore lattiero-caseario. L'Olanda per prima ha già stanziato 25 miliardi per i prossimi 5 anni per cercare di dare una mano al mondo allevatoriale, non so in che maniera, come e perché, e l'unica speranza è quella che arrivi un aiuto diretto alle aziende, altrimenti la situazione sarà proprio drammatica, non solo per le aziende agricole ma tutti
per gli anelli della finiera, parlo della trasformazione che sta sostenendo dei costi molto alti. Senta, però, se da Roma dovesse arrivare scheda bianca come sta arrivando attualmente per il Presidente della Repubblica, cosa farete? Allora, noi abbiamo capito che da un mese e mezzo ormai tutta l'attenzione dei politici è destinata all'elezione del Presidente della Repubblica. Pensiamo adesso, visto che si è ritirato Berlusconi, che era quello che divideva tutto, che entro un giorno o due facciano il nuovo Presidente, e poi ci auguriamo che possano destinare parte del loro tempo, una minima parte, al settore lattiero-caseario, che a livello nazionale è molto importante. Siete pronti ad andare a sentire anche il nuovo Presidente, allora, se occorre? Beh, specialmente se fosse di Treviso lo avremmo qua vicino. Quindi diciamo con l'idea di Carlo Nordio a voi non dispiacerebbe, mi fa di capire? Proprio niente, perché sa che la vicinanza è sempre positiva. Infatti chi va dal mugnaio potrebbe sporcarsi di farina, noi che siamo qua vicini avremo anche questa fortuna. Grazie, ci sono domande, Daniela? No, va benissimo, grazie Lucio, grazie davvero anche ai tuoi ospiti. Ecco, continueremo quindi nella nostra inchiesta, tutto il resto non vi abbiamo raccontato oggi, ve lo racconteremo da domenica prossima su Antenna 3, comunque sui canali Media Nord-Est con il settimanale Agricoltura Veneta. A te la linea. Grazie Lucio, davvero, grazie. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Rieccoci nuovamente in diretta con questa nostra prima edizione ed ora ci spostiamo subito a Venezia, anzi per la precisione a Marghera, dove per noi c'è la nostra Anna Maria Parisi e ne abbiamo parlato anche prima con il presidente Mario Pozza della ZLS Venezia Rovigo, con la firma del protocollo del presidente Zaia e del ministro Carfagna. Anna Maria Parisi, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, a te e a tutti i nostri telespettatori. Dunque sentivo che hai già parlato in precedenza con Mario Pozza per questa ZLS, zona logistica semplificata rafforzata, che è entrata con un emendamento già nel nostro panorama, nel nostro territorio a fine dicembre 2019. Io mi trovo appunto a Marghera, in zona industriale, alla banchina dell'Azoto, con alla mia destra appunto tutto l'insediamento urbano nella zona industriale, e invece alla mia sinistra il canale, ai miei piedi il canale della banchina dell'Azoto, e quella che è appunto, come vedi, tutto l'insediamento industriale di questa zona. Siamo alla banchina 15 per l'esattezza, con il nuovo, che oramai tanto nuovo non è, il nuovo ponte che porta direttamente a Fincantieri. Siamo nella zona, nel cuore della chimica. Non so se di fatto tu abbia già parlato con Mario Pozza sul dettaglio di che cosa significa per il territorio del Veneto questa nuova ZLS rafforzata, Daniela. No, Anna Maria, è importante insomma che i cittadini riescano a capire che cosa significa, perché magari detta così forse non riescono a capire l'importanza che avrà questo protocollo per questa zona. Sì, allora intanto che cosa sono le ZLS, questa zona logistica semplificata? Al pari di altre zone che si chiamano ZES, zone economiche speciali, sono delle aree geografiche di dimensioni limitate, quale ad esempio quella in cui ci troviamo adesso con Sandro Ponchio, all'interno delle quali sono previste delle particolari agevolazioni e incentivi per le aziende che già sono insediate o che andranno ad insediarsi e che decideranno di insediarsi. Appunto dicevo, queste ZLS rafforzate, per cui ieri c'è stata la firma a Roma del presidente del Veneto Luca Zaia con il ministro Mara Carfagna, il responsabile del ministero appunto per il sud e la coesione territoriale, responsabile questo ministero con Mara Carfagna per questo protocollo che è stato firmato ieri, che di fatto segna un punto con cui ci si impegna a portare a casa entro un certo
tempo queste ZLS rafforzate. Con la firma di questo protocollo, infatti, ha detto anche il Presidente Zaia, si va a concretizzare una fondamentale operazione che riguarda tutta la portualità del Veneziano ma anche del Rodigino. Di fatto che cosa significa questo? Che secondo le stime indicate nel piano di sviluppo strategico si parla di un potenziale aumento di 177.000 posti di lavoro, con un aumento del PIL del 15%, un incremento dell'export del 40% e dell'8,4% del traffico portuale, con investimenti economici pari a 2,4 miliardi di euro nell'arco di un decennio. Come capirai, Daniela, questo significa che nel momento in cui da qui ai prossimi 9 mesi, infatti è stato stimato un tempo di attuazione di 270 giorni, si avrà veramente un grande volano per tutta l'economia del Veneto e di conseguenza per la locomotiva d'Italia, quale il Veneto continuerebbe ad essere. Hai domande da studio, Daniela? No, grazie davvero, grazie Anna, grazie per averci spiegato questo importante protocollo che è stato, lo ricordiamo, firmato ieri. Grazie davvero Anna Maria. Ieri, sì. Buon lavoro, arrivederci. Grazie Anna Maria e buon lavoro. Noi andiamo avanti parlando del bollettino regionale, l'abbiamo detto prima, vi diamo lettura dunque dei nuovi contagi, erano in diminuzione, oggi dobbiamo purtroppo registrare un nuovo aumento di contagi nelle ultime 24 ore, quindi di casi positivi, che sono 24.312, come vi ho detto, nelle ultime 24 ore. La maglia nera va a Vicenza con 4.869, poi Verona 4.687, seguito da Padova 4.722, Treviso 3.593, poi Venezia 3.466, alti anche a Belluno 997 e a Rovigo alti 1.231. Dunque questi dati, gli attualmente positivi, lo vedete, sono 271.653 e sono purtroppo aumentati anche i decessi, che salgono a 13.008. Per quanto riguarda invece i ricoveri in ospedale sono 1.830, 194 le persone che si trovano in terapia intensiva e per quanto riguarda i decessi sono 48 i nuovi decessi. Dunque continuano comunque ad essere numeri importanti, anche se si spera che la curva continui comunque a diminuire. Abbiamo sentito anche da parte delle varie ASL che la pressione ospedaliera pian piano si sta allentando e questa è una notizia importantissima. Come stanno continuando, poi vi daremo anche il numero dei vaccini, perché aumentano il numero delle prime dosi, aumentano anche il numero dei booster, e così come i bimbi dai 5 agli 11 anni continuano le vaccinazioni. L'abbiamo detto anche nel corso dei nostri telegiornali, ad esempio nel Trevigiano l'hub vaccinale di San Benemeano rimarrà aperto con la possibilità di entrare senza prenotazione tutti i fine settimana, proprio per dare la possibilità alle famiglie di portare i piccoli senza nessun tipo di problema. Queste dunque le notizie per quanto riguarda la pandemia. Io vedo già sullo schermo Pietro Scomparin, responsabile della SICET Veneto, Treviso e Belluno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Dunque, con lei parliamo di uno degli argomenti che ovviamente interessano tutti, perché c'è un'emergenza sfratti, c'è un'emergenza casa e insomma la situazione di oggi è davvero difficile. Sì, abbiamo affrontato proprio questi temi nel nostro congresso di ieri, congresso del sindacato degli inquilini, che è appunto il SICET. Ed è emersa questa situazione, insomma, conseguenza anche dell'epidemia, perché l'epidemia purtroppo ha falcidiato i redditi delle persone, di chi lavorava, e specialmente di quelli che magari avevano lavori precari, per cui questi magari sono rimasti a casa
e dall'altra parte tante persone sono state in cassa integrazione, anche in questo caso riducendo il reddito familiare, e le famiglie sono andate subito in sofferenza, per cui saltando canoni di locazione. Dopodiché sono già trascorsi ormai 2 anni, si sono accumulati gli sfratti che erano bloccati fino al 31 di dicembre, ma adesso ci troviamo con questo arretrato. Ecco, mi scusi, come dati io leggo 700 nella Marca e 200 nel Bellunese, sono insomma dati importanti. Sì, è la conseguenza di 2 anni di blocco degli sfratti, che però il problema comunque non si è risolto. Oggi tutti i nodi sono al pettine, e tra l'altro a peggiorare questa situazione oggi si mettono anche l'aumento delle utenze, per cui l'aumento delle spese condominiali, luce e gas, per cui tantissime famiglie sono in difficoltà. Le posso confessare che molte famiglie vivono al freddo, non accendono il riscaldamento, alcune gli hanno addirittura tagliato l'utenza del gas e dell'energia elettrica, per cui immagini lei, insomma. Sì, una situazione davvero difficile, perché ovviamente questi giorni poi fra l'altro sono giorni molto freddi e delle famiglie sono costrette, come ci dice lei, a non accendere i riscaldamenti, oppure addirittura insomma gli sono state tagliate. Cosa si può fare secondo lei? Guardi, l'altra cosa che abbiamo analizzato ieri è il fatto che l'edilizia residenziale pubblica nel nostro territorio può contare su un patrimonio molto consistente. Ma dico, è un peccato che tante di queste case oggi non siano utilizzate. Pensi che su 4.000 alloggi della provincia di Treviso circa 1 migliaio sono sfitti, tra quelli che hanno bisogno di ristrutturazione e quelli che sono in attesa di assegnazioni. Cioè non è possibile questa cosa. Lì potrebbero trovare sicuramente una soluzione tante famiglie che non si possono permettere il canone nel libero mercato. Parliamo anche purtroppo di giovani coppie anche. Sì, questo è l'altro tema legato, nel senso che il tema che ho dato al nostro congresso era senza casa non c'è famiglia. Oggi tutti quanti registriamo dati incredibili e preoccupanti anche dal mio punto di vista sulle nascite, sulla natalità, perché un paese che non ha nascite è un paese destinato al declino. Sono i giovani che portano l'innovazione e il progresso in un paese. Ma domandiamoci perché queste famiglie non si formano, perché questi giovani non sono nelle condizioni di acquistarsi una casa. Purtroppo questo è un problema, cioè lo Stato non mette risorse, non c'è una politica della casa, non mette risorse a disposizione per la casa, le risorse vengono utilizzate in altri ambiti, per cui la coperta qui è corta, si va a tagliare in questo campo. Però torno a ripetere che la casa è un bisogno primario, ancor più del lavoro, voglio dire, ancor più del lavoro. Ecco, io leggo qua che voi avete detto appunto i giovani che si affacciano al mondo del lavoro trovano lavoro precario e retribuzioni misere, e quindi mettere su casa ovviamente diventa impossibile. Sì, guardi, mi permetta, io da sindacalista ho fatto queste riflessioni. Anche in questi giorni che parliamo di riforma del sistema pensionistico ci preoccupiamo di chi è nato negli anni 60, per cui si accederà alla pensione con 102, 104, giù di là, ma non ci preoccupiamo minimamente di chi è nato negli anni 90, di chi è nato negli anni 2000. Cioè, questi sono sicuramente delle persone oggi dimenticate, e dobbiamo averli a cuore se vogliamo che la nostra società e il nostro paese continui a progredire nel progresso. Ecco, come sindacato, quindi a questo punto che cosa farete? Cosa potete chiedere qualcosa al governo perché si prendano insomma si prenda in mano questa situazione? Fra l'altro non so se aveva seguito, abbiamo anche parlato proprio del caro bollette, proprio della situazione difficilissima, perché anche il presidente Mario Pozza diceva quello che è stato deciso dal governo non basta ad arginare una situazione difficile dove insomma imprenditori rischiano di chiudere, in questo caso anche persone che addirittura insomma preferiscono non riscaldarsi pur di non arrivare a pagare poi bollette a cifre insomma importanti.
Ecco, noi abbiamo un patrimonio edilizio vecchio, tutti, le case mediamente nel nostro paese ma anche nella nostra regione hanno 30-40 anni. Sicuramente vanno fatti degli interventi e il bonus 110 potrebbe andare in questa direzione nel tentare che le nostre case diventino più green, nel senso che consumino meno. Questo sicuramente è un obiettivo. Dall'altro ci auguriamo che l'impennata dei prezzi dell'energia nei prossimi mesi ritorni sotto controllo, questo dipende molto anche dalle situazioni internazionali, ma io credo che l'emergenza sulla quale dobbiamo riflettere è il fatto di garantire un flusso continuo di risorse a favore dell'edilizia residenziale pubblica. Allora, nel 1996 è stata soppressa dalla retribuzione dei lavoratori la trattenuta denominata GESCA e non è più stata sostituita, nel senso che qui doveva farsi carico la fiscalità generale e invece sono arrivati i contributi a spot. Ma lei mi dica se con contributi a spot un'azienda come l'ATE riesce a fare una programmazione di investimento sulle case pubbliche. Non funziona il meccanismo, dobbiamo lì andare a trovare una soluzione. Ecco, quali sono le vostre proposte? Sicuramente di ripristinare quanto prima un flusso continuo di risorse a favore dell'edilizia residenziale pubblica. Dall'altro dobbiamo cercare di agevolare maggiormente i contratti a canone concordato, non so se è presente, ma insomma cedolare secca del 10%, del 21%, dipende se uno abita in un comune ad alta densità abitativa oppure no. Per cui queste sono le materie sulle quali sicuramente possiamo lavorare a breve per tentare di dare una risposta a queste situazioni di difficoltà. E dall'altra, a mio avviso, vanno sicuramente spostate delle risorse anche a livello nazionale a favore delle politiche abitative che oggi non ci sono. Ecco, torniamo solo a parlare un attimo degli sfratti. Abbiamo dato alcuni numeri per quanto riguarda la provincia di Treviso e la provincia di Belluno, perché ricordiamo che lo scorso 31 dicembre è scaduto il blocco degli sfratti e così c'è stata un'impennata ovviamente di sfratti. Certo. Sì, c'è stata questa impennata e adesso noi qui cosa possiamo fare? Qui, la cosa che facciamo quando ci troviamo di fronte a queste situazioni è quella di contattare, perché quando gli sfratti sono esecutivi non è che si possa trovare una soluzione alternativa. Ti arrivano gli ufficiali giudiziari una volta, 2 volte, 3 volte, la terza volta arrivano con le forze dell'ordine per lo sgombero, per cui dobbiamo contattare i comuni che si trovano con questo problema ulteriore da risolvere, nel senso che i comuni, se ci sono dei minori, devono garantire degli alloggi per questi minori. E certe volte si è parlato addirittura anche di separare la famiglia, però quello che facciamo è insomma agire con i servizi sociali per tentare di dare una risposta a queste situazioni. Fino ad oggi mi sembra che comunque siamo riusciti a mantenere i nuclei familiari senza la separazione, perché l'obbligo che hanno i comuni è solo quello di garantire un tetto ai minori. Però insomma io sento che qualche volta i comuni ci dicono noi garantiamo il tetto ai minori e i genitori dormiranno in macchina, insomma, ecco, per rappresentarle un po' qual è la situazione che abbiamo di fronte. Io la ringrazio, speriamo davvero di riuscire a trovare una soluzione anche per dare insomma un futuro ai giovani e dare la possibilità a loro, come diceva lei, di formare il nucleo familiare e poter avere poi una casa. Grazie a lei e ai telespettatori, buona giornata. Grazie davvero, grazie, buona giornata a lei. Noi prima abbiamo parlato del bollettino con un'altra, purtroppo, un altro aumento di casi positivi, un aumento consistente. Eravamo abituati insomma negli ultimi giorni a vedere una diminuzione, c'è stato proprio un aumento importante di casi positivi nelle ultime 24 ore.
Per quanto riguarda invece i vaccini, sono 34.832 le dosi di vaccino contro il Covid somministrate ieri in Veneto, un dato come riporta il bollettino regionale che porta il totale delle inoculazioni a quota 10.175.980, si è trattato di 1.439 prime dosi, di 4.044 cicli completi e di 29.349 booster, ed è stato somministrato il 101,0 delle dosi fornite, dunque questi dati riguardanti ai vaccini. Torniamo a parlare invece del Quirinale, l'ho detto all'inizio, alle 15 ci sarà il secondo scrutinio, quindi andremo a capire, cercheremo di capire che cosa accadrà. Ieri insomma giornata importante, era il primo scrutinio e 77, lo ricordiamo, sono i grandi elettori del Veneto. Ieri fra l'altro la notizia è annunciata da Giorgia Meloni, che ha proposto come nuovo capo dello Stato Carlo Nordio. Dunque ripercorriamo questa giornata nel servizio. Passiamo alla votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 83, terzo comma della Costituzione. È iniziata puntuale la prima giornata di votazioni per il Quirinale, mai così incerte forse nella storia della Repubblica. Capo dello Stato e sorti del governo sono del resto legate a doppio filo. Frenetici gli incontri romani tra tattica, strategia e sopravvivenza. 77 grandi elettori veneti, 50 deputati, 24 senatori, 3 rappresentanti regionali, tra questi il Presidente Zaia. Ma c'è un pezzo importante del Veneto nella prima mossa politica di giornata, quando la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni mette sul tavolo il nome del magistrato trevigiano Carlo Nordio, opzione confermata in tempo reale nel corso della nostra diretta dal senatore commissario regionale dei Meloniani Luca De Carlo. Non è sicuramente clamoroso il fatto che Carlo Nordio possa essere una persona che ha l'identikit perfetto per svolgere quel ruolo. Ecco, è una delle persone a cui è stato allargato il campo, persone non politiche alla quale noi abbiamo allargato il campo, e a me da Veneto fa enormemente piacere che ci sia una figura così importante, ma anche dei nostri territori, che possa essere uno tra i papabili di rappresentare questa nazione. Nella delegazione veneta anche il presidente del Consiglio regionale Ciambetti, che assicura l'unità della Lega nella trattativa andata avanti nel pomeriggio anche con il PD. Noi come Lega abbiamo 212 grandi elettori e su questo c'è la sicurezza che si muovono tutti compatti. In altre realtà non è sempre così, abbiamo visto discussioni interne ad altri partiti molto importanti. Tutti al momento si dichiarano disponibili al confronto, condivisione forse la parola più usata della giornata su ambi i fronti. Mi auguro che la disponibilità al dialogo ci sia, da parte nostra c'è, anche perché è evidente che in questa situazione non c'è una maggioranza di grandi elettori né da una parte né dall'altra, per cui lo dicono i numeri che il dialogo è necessario, oltre al fatto che, al di là dei numeri, in questo momento storico l'idea di eleggere i presidenti a maggioranza sarebbe sbagliato. La credibilità di un paese sta anche nella capacità di reggere nel tempo con governi, ma anche con presidenti, ma anche con figure istituzionali all'altezza. Ed è per questo che noi puntiamo anche sulla figura di Draghi. Sembrano salire anche le quotazioni di un'altra veneta, la Presidente del Senato Casellati. Il passo indietro di Berlusconi per qualcuno potrebbe essere una spinta verso il colle, ma i giochi sembrano soltanto all'inizio. Dunque avete sentito, ve lo ricordo, alle 15 ci sarà il secondo scrutinio con il centrodestra che ha detto che presenterà nel pomeriggio una rosa di nomi, quindi sentiremo. Fra l'altro sta tornando un po' in auge anche il nome di Draghi, poi ovviamente tutti gli aggiornamenti nel corso dei nostri telegiornali, ma ne parliamo insieme all'assessore che ho qui con me, Alessandro Manera, buongiorno. Buongiorno e grazie dell'invito. E parliamo intanto subito di questo, insomma è una delle notizie che tutti i cittadini stanno seguendo, e ovviamente l'elezione del capo dello Stato, tanti nomi come quello ha fatto ieri da Giorgia Meloni, che ha detto insomma, perché non candidare Carlo Nordio, l'ex magistrato, lo conosciamo insomma certo. Molto bene. Beh, a Treviso lo conosciamo benissimo, esatto. Quindi... Beh, è sicuramente un nome di prestigio. A me onestamente la storia dell'elezione del Presidente della Repubblica però
è da dire che siamo in una situazione diversa, c'è una pandemia, c'è un forte interessamento ai social media, quindi diciamo, però normalmente i nomi che si fanno al di fuori o troppo presto vengono bocciati, però è vero anche che le regole sono fatte per essere infrante da questo punto di vista, quindi potrebbe essere un grande nome, bisognerebbe capire, dato che io spero non vogliono arrivare alla quarta votazione, cioè al 50+1%, perché in questa situazione, specialmente in questa situazione, deve essere un nome inclusivo, non può essere un nome divisivo. Sicuramente sarà il capo dello Stato per tutti, perché non sempre l'elezione del capo dello Stato è stata, diciamo, ai 2/3, ma anche spesso è stata al 50%, però in questo momento forse sarebbe meglio. Nordio sicuramente è un nome, chi può contestare la sua figura sbaglia, e secondo me potrebbe essere un candidato di tutti. Ecco, continuano ovviamente le trattative fra i partiti, questo lo sappiamo. Nordio, secondo te potrebbe essere un nome che però mette d'accordo tutti i partiti? Qualcuno dice forse l'unico nome è quello di Draghi. Beh, Nordio secondo me sì, perché non ha una carriera politica alle spalle, quindi tra virgolette è vergine da questo punto di vista e potrebbe essere sicuramente inclusivo. Chiaro che Draghi, stiamo parlando del nostro miglior giocatore in campo, diciamocelo francamente, in questo momento quello che ha più titoli, secondo me, anche dal punto di vista internazionale, che pesa sempre molto, non dimentichiamocelo, anche per l'elezione del capo dello Stato, per essere eletto. Chiaro che poi ci si pone la domanda, chi prenderà il suo posto alla Presidenza del Consiglio? Credo che la domanda non se la ponga lui, se la debba porre qualcun altro, cioè i partiti se la devono porre, perché non può esserci la balcanizzazione il giorno dopo che lui diventa il Presidente della Repubblica. È chiaro un'altra cosa succederà se fra 1 anno e mezzo, quando andremo a votare per una figura come Draghi, che è, ripeto, il nostro miglior giocatore in campo e quello più riconosciuto all'estero? Questi sono tanti interrogativi. Però ripeto, finalmente parliamo di qualcosa che non sia la pandemia, almeno per un po', e parliamo di questa situazione. Ecco, non parliamo di pandemia, però insomma qualcuno dice, l'abbiamo sentito anche i sindacalisti, abbiamo sentito un po' da tutti, anche da Mario Pozza, si diceva sì, però è giusto parlare di questo, ma dobbiamo trovare delle soluzioni immediate per il caro bollette. Una soluzione è stata trovata, ma ad esempio il presidente Pozza diceva non bastano, c'è un grido d'allarme delle aziende, molti imprenditori che dicono così non possiamo andare avanti. E addirittura oggi il sindacato ci diceva molta gente, perché parliamo di imprenditori ma anche di cittadini comuni che devono pagare le bollette, molta gente addirittura non accende il riscaldamento perché non se la sente poi di trovarsi una bolletta con cifre insomma importanti, in un momento poi, lo sappiamo, 2 anni di grandissima crisi non solo sanitaria ma anche economica, dove ancora aziende non hanno ripreso lo slancio per lavorare, per cui dice bisogna trovare assolutamente una soluzione immediata, quella che è stata decisa dal governo non basta. Sì, secondo me non è sufficiente, bisogna anche capire una cosa, non possiamo vivere continuamente di emergenza per quello che riguarda l'energia in generale, cioè un piano, e visto che abbiamo il nostro miglior giocatore in campo e mai visto un governo di così larghe intese, neanche ai tempi del pentapartito, quando la decina aveva il 40 era così largo. Possiamo prendere un piano da qua a 10 anni di cosa fare? Perché altrimenti fra 10 anni ci ritroveremo ancora qui a discutere la stessa cosa. Sono passati 15 anni da quando abbiamo vinto il mondiale di calcio, quindi sembra ieri mattina. Ma una strategia vogliamo averla o no? Seconda cosa, il governo può anche ritoccare in maniera importante le accise, almeno in una situazione emergenziale. Non può essere che le accise restino costanti e poi si vadano a compensare quelli che sono dei differenziali. Quarta cosa, e qui ci vorrebbe qualcuno che ne conosce bene il diritto, chiedere anche a quelli che sono i grandi player di produzione di energia di limitare almeno in questo periodo quelli che sono i loro margini. È difficile dall'altra parte, perché non dimentichiamoci che queste società sono quotate, se perdono marginalità perdono in borsa, molte delle loro azioni, Eni per esempio, sono in mano a piccoli risparmiatori, quindi che non si rischi di fare l'effetto contrario, che crolla il titolo di Eni. Cioè la situazione è molto complicata. Anche in questo caso però, come per la pandemia, l'Europa va ognuno per gli affari propri, perché il caro energia non è solo caro energia, è caro materie prime, perché la plastica, l'acciaio. Possibile che in Europa, e lavorano per quello, hanno degli uffici che lavorano per quello, non riescano a trovare una strategia comune nei confronti della Cina specialmente, che ha fatto incetta di materie prime e che porta queste conseguenze. E qui io mi pongo la domanda, perché l'Europa non lo fa? O ci sono
come penso io, dei veti contrapposti, perché chiaramente la Francia per esempio molta dell'energia la produce al nucleare, quindi ha una scelta, la Germania ha un sistema misto, noi abbiamo un altro sistema ancora, però anche qui esiste un dipartimento che segue quello in Europa, una linea comune possiamo trovarla, perché altrimenti l'Europa, prima con la pandemia con i vaccini, adesso con il rincaro delle materie prime nei confronti di altre aree del mondo, ci ritroveremo sempre il fanalino di coda. Ecco, oltretutto non parliamo sempre di pandemia, abbiamo cercato di spaziare perché poi dopo la pandemia comunque continuano le problematiche, ne stiamo parlando un po' in tutti i campi, ma gli ultimi dati, perché dobbiamo dirlo, insomma, gli ultimi dati delle ultime 24 ore insomma, hanno fatto uno scatto in avanti, eravamo abituati ai 14.000, siamo tornati un po' a dati di un paio di settimane fa, insomma, oltre i 20.000 contagi, quindi insomma una curva che vuole scendere ma che in realtà insomma qualche picco continua a farlo. Beh, diciamo anche una cosa, che sono anche dati che provengono un po' dalle festività natalizie, dall'ultimo dell'anno, perché sicuramente c'erano state tante persone che pur in sicurezza, pur stando attenti, si sono viste, perché altrimenti, c'è da dire una cosa, non possiamo azzerare la socialità dopo 2 anni, perché altrimenti passiamo da un caso sanitario al caso psichiatrico delle persone, quindi, e questo secondo me sono i dati, secondo quello che ho letto anch'io, sono i dati che provengono da quella direzione lì. C'è stata la riapertura della scuola, quindi tanti bambini sono venuti a contatto dopo un lungo periodo, quindi questa curva tende a risalire. Quello che andrei a valutare io, che ormai è un dato per assodato, è quante persone vaccinate stanno male. Tanto è vero che se uno ha fatto la terza dose o ha fatto come me per esempio la seconda dose più si è fatto il virus l'anno scorso, non deve più stare a casa in quarantena se ha un familiare contagiato, ma deve stare con la mascherina, stare attento. Quindi da questo punto di vista si capisce la direzione. Ecco, io direi solo che il governo potrebbe monitorare e accelerare questi meccanismi un po' più velocemente, perché è vero che stanno votando il capo dello Stato, però il resto del paese è là che non sa se deve fare la coda alle dogane, adesso hanno trovato una soluzione anche per quello. Però diciamo le reattività su queste cose dal governo io me l'aspetterei, visto che non possiamo più parlare di emergenza, visto che siamo in questa situazione da 2 anni, in maniera un po' più celere, ecco, mettiamola così, perché ormai abbiamo tutte le variabili, non le varianti, le variabili a disposizione possibili, abbiamo fatto già un su e giù di contagiosità per 2 anni, quindi avremo una reattività più importante. Per tornare un secondo, se mi permette, a quello che è il caro bollette, ma io ripeto, al caro materie prime, perché guardate, in quello che sta avvenendo col 110% in cui non si trovano materie prime. Io ho letto poco tempo fa una dichiarazione del professor Morosini, che è un professore di economia importante, che ha detto, l'aveva detto 1 anno e mezzo fa, attenzione perché qui è una macchina che si è fermata completamente, quando ripartirà l'accelerazione che noi daremo per riportarci a una certa velocità farà consumare tanto gasolio o tanta benzina. Ecco, però questo dovevamo prevederlo. Cioè il fatto che è una ripartenza immediata, chi produce materie prime le desse al miglior offerente sul mercato, cioè qui qualcuno doveva prevederlo, non è avvenuto per caso, perché la Cina, guardate i numeri, ha cominciato a riprodurre a doppia cifra di incremento, ma deve compensare quello che non ha fatto l'anno scorso o nei periodi di lockdown. E quindi richiede materie prime e se non le richiede non ci vende le sue, perché c'è anche quel problema lì, perché le usa per il mercato interno, la Russia uguale. Quindi ecco, io direi bene, ma ci sono delle persone che sono preposte a fare questo, che devono vigilare. Ecco, abbiamo anche sentito, poi dopo parliamo anche dell'inquinamento, perché sappiamo che Treviso è in zona rossa, non solo Treviso ma anche altre città ovviamente della nostra regione, e diceva Pozza, noi insomma abbiamo avuto uno slancio, una ripresa economica che adesso però ha subito una brusca frenata proprio per questi motivi, per l'aumento delle materie prime, i prezzi che sono volati alle stelle e il caro bollette con l'energia e tutto, e quindi questo vuol dire che rischiamo che nel Veneto, Treviso, parlava anche della zona di Belluno, si rischia davvero che molti imprenditori chiudano i battenti. Quindi prima abbiamo avuto la crisi economica, la pandemia, adesso rischiamo di avere un'altra coda che veramente è una frenata bruschissima per l'economia veneta.
Certo, io c'è da dire che sono vicepresidente dei dirigenti industriali di Treviso e Belluno e sono consigliere nazionale, quindi ho questi dati a livello macro e si vedono benissimo. Però sottolineerei che se non decidiamo di fare delle attività che non sono, certo, finalizzate a domani mattina è importante perché in questa situazione siamo, ma anche a medio termine ci ritroveremo tendenzialmente, per come sono fatti i mercati, continuamente in questa situazione. Avere interrotto le filiere di produzione in questi anni, la chimica in Italia è scomparsa, l'acciaio con l'Ilva si è visto cosa sono riusciti a combinare, perché sono riusciti a combinare un disastro e qui ci sono delle responsabilità, e lo dico proprio chiaramente, del Movimento 5 Stelle, perché se adesso ci ritroviamo che la seconda acciaieria più grande d'Europa non è più operativa come lo dovrebbe essere, aveva un piano di risanamento ambientale di un certo tipo e ci troviamo in questa situazione qua in cui l'acciaio è esploso, forse averla avuta in casa era meglio, perché tanto dovevi comprarlo l'acciaio, non è che iniziavi a fare la roba in sughero. Quindi dobbiamo avere una strategia comune e il Presidente Pozza sicuramente ha un monitoraggio importante. C'è da dire che molto dell'export che noi facciamo, specialmente su quello che riguarda l'automotive, lo facciamo per la Germania, quindi è collegato anche a quello, e siamo ritornati da questa, diciamo, situazione di disagio della pandemia in una situazione in cui abbiamo tantissime richieste, ma rischiamo di produrre con poca marginalità, che vuol dire non avere soldi in tasca per fare investimenti, per pagare la gente, più un'altra cosa da tener conto, che molte persone che lavorano sono a casa, sono in quarantena, e quindi anche le aziende già lavorano in maniera difficoltosa, se poi hanno un caro materie prime ed energia del genere, è chiaro si troveranno molte difficoltà. Torniamo anche a Treviso perché ci sono stati una serie di atti vandalici, poi ne parleremo anche con il nostro Cristian Arboi che è andato un po' nei posti per capire e per vedere che cosa stava succedendo, però da Sant'Artemio ai Buranelli, i Buranelli hanno buttato insomma nell'acqua le piante e lo possiamo vedere dalle immagini, così le commentiamo insieme. Sant'Artemio con delle scritte, atti vandalici che insomma sono stati tutti quanti durante la notte e che creano poi, lo vedete ovviamente, il dover ripristinare le zone. Certo, allora peraltro si rifà un fatto di cronaca molto triste, credo si riferisca a quel ragazzo che purtroppo è deceduto, e quindi certo si può dire la sofferenza di tutti per un ragazzo di 18 anni, ecco. Però fare queste cose qua, insomma, non sono neanche commentabili, cosa posso dirti? Cioè, è una stupidaggine grande come una casa, però io dico, ricordiamoci sto ragazzo, ricordiamocelo magari, ecco, usiamoli bene i social media per ricordarci sto ragazzo, una tragedia che non doveva avvenire, in cui purtroppo vedremo se è stata la fatalità o un'imperizia, lo capirà chi di dovere, però ripeto, sono cose che fanno anche male, perché poi alla fine ripristinare li ripristineremo. E qual è stato il gesto? Io non riesco a capire qual è stato il gesto. Guarda, io per dire passo sempre davanti, chi conosce Treviso, a Viale Montegrappa, e c'è una fermata dell'autobus in cui durante manifestazioni di protesta per l'ambiente hanno scritto con una bomboletta al nitro, quindi non sanno neanche cosa stanno facendo perché l'ha scritto con una bomboletta al nitro che inquina, hanno scritto salviamo il mondo dall'inquinamento, Friday for Future, una cosa del genere. Però, cioè, e qual è dov'è la protesta? Cioè, dov'è il senso di sta cosa? Peraltro con una bomboletta al nitro, glielo ridico da chimico, che è una delle cose che inquina di più perché è un indelebile. Quindi questo dunque è successo qui, però abbiamo visto ai Buranelli anche su un atto allora, lì, che non ha nessuna giustificazione, ecco. Allora, io lì separerei due atti, perché questo è, sono due diversi, è un atto premeditato, uno prende una bomboletta, uno gli fa il palo, insomma, immagino sia andata così, va dentro un locale pubblico, scrive, quindi è un atto premeditato. Quello là è un'idiozia, secondo me, fatto da qualcuno che passava di là, qualche ragazzo, immagino, non penso siano stati degli anziani di notte a fare quella cosa lì, sappiano che ci sono telecamere, e quando li pescheremo, come è sempre avvenuto, stavolta le orecchie gliele stacchiamo proprio, perché è ora di finirla, che poi abbiamo dovuto allertare Contarina la domenica mattina, far fare i lavori, mettere a posto, sono andati in ritardo altri lavori di pulizia della città. Per cosa? Per fare sta idiozia qua. Siamo stati tutti ragazzi, so che ti viene voglia di fare un po' di casino, però ci sono altri modi, magari avevano bevuto qualche ombra di troppo probabilmente, però questo non giustifica, e quindi è meglio
glielo suggerisco vivamente, che vengano loro a chiedere scusa, il sindaco deciderà quale punizione esemplare dargli, perché la punizione ci sarà, perché non è che viene a chiedere scusa, non hai più 3 anni, però sottolineo che sono 2 fatti secondo me un po' diversi, come i fatti di andare a scrivere davanti allo stadio di rugby o davanti alle scuole Novax e tutte queste cose sui vaccini. Anche in questo caso, perché le abbiamo viste anche nei giorni scorsi, queste scritte, queste saranno più punite, insomma. Certo, ma alla fine viene tutto sistemato, però è un lavoro in più, a parte che costa, ma soprattutto io non ho capito la finalità di questa cosa, cioè non si capisce, mentre la stupidaggine grande di buttare le piante dentro i buranelli è una stupidaggine, secondo me, di qualche ragazza passava di là, un po' Brillo, un po' Alticcio, come, insomma, e ha fatto questa stupidaggine, e gli suggerisco, vieni a chiedere scusa. Fare questa cosa qua invece è premeditata, perché vuol dire che ti vai a comprare la bomboletta, ci pensi, vedi dove, uno ti fa da palo, vai dentro, stai attento, ecco, quindi diciamo che... 2 fatti che comunque saranno sanzionati quando verranno pizzicati i responsabili. Sì. Ma prima o poi arriviamo. Prima di parlare dell'inquinamento abbiamo accennato alle scritte Novax e c'è stata una nuova protesta dei no Green Pass a Padova, circa una trentina le persone che si sono date appuntamento questa mattina davanti a Palazzo Santo Stefano per chiedere le dimissioni del prefetto e del sindaco di Padova. All'interno del palazzo è entrato il leader della protesta che da luglio anima la città del Santo. Anche sabato scorso in piazzetta Sartora i Novax erano tornati a chiedere l'abolizione del Green Pass. Dunque, Assessore, si continuano queste proteste, comunque abbiamo visto insomma ridimensionati come numeri e però dobbiamo anche dirlo, nell'ultimo periodo anche un numero importante di prime dosi, quindi di persone che si sono convinte a vaccinarsi. Vuoi che sia perché ovviamente c'è il Green Pass rafforzato, quindi, e vuoi perché comunque adesso ci sarà l'obbligo dei vaccini per gli ultra cinquantenni, per cui e per andare al lavoro ovviamente si sono ridotti i numeri di Novax. Allora, peraltro finché la protesta è fatta così, con civiltà, io non la capisco tanto dal mio punto di vista, perché non la capisco, però onestamente è fatta in maniera civile, si porta una lettera, si portano delle dimostranze e io fin là ci sto, e quando inizio a vedere scritte e onestamente anche quando si iniziano a vedere frasi ingiuriose, minacciose, io sottolineerei che il sindaco è stato minacciato più volte per iscritto. Purtroppo tanti sindaci della Marca che hanno ricevuto minacce proprio dai Novax. Io qualche insulto me lo sono preso, vabbè, ma sta anche nel ruolo, però ecco, cioè, da questo punto di vista una protesta del genere prende in maniera molto civile andare a dire guarda, io non siamo d'accordo, ti porto una lettera, ci sta, io adesso non possiamo fare, non si parla di una cosa, no? Perché altrimenti rischi l'effetto contrario, no? L'effetto contrario. Però io vedo che i numeri, ai numeri che ci danno, stanno aumentando le prime dosi e stanno diminuendo le situazioni critiche all'interno delle terapie intensive, perché poi un effetto di cui ci vorranno anni onestamente per capirlo è quanto ha pesato sulla sanità questa situazione, cioè tutta questa situazione in cui le terapie intensive erano piene e quindi non si potevano eseguire magari interventi, controlli, e si sono rallentati, perché quando tu hai un problema al ginocchio e probabilmente lo proroghi per tanto tempo, è successo a un amico di mio padre, poi l'anca inizia ad avere problemi, si fosse operato subito probabilmente l'anca non avrebbe avuto problemi. Bene, questo è un esempio chiaramente, ma le conseguenze possono essere in ogni ambito molto più amplificate. Anche questo sarà un tema da studiare, che poi diciamo che chi non si vuole vaccinare, e la legge gli consente gli spazi per non farlo, poi quando finisce terapia intensiva probabilmente occupa un letto e per qualcuno magari doveva fare qualcos'altro o poteva potenzialmente averne bisogno e non gli viene fatto un intervento perché il letto non è libero. Allora la tua libertà dove finisce? Dove comincia la mia? Cioè, questi sono temi, ci vorranno anni veramente per capirlo, perché vedremo l'aumento di certe patologie conseguenti al periodo della pandemia. Però è un fatto. Però ripeto, se una protesta è fatta così in maniera civile, io adesso non li conosco, non so cosa hanno fatto, non so, e non ci sono insulti. E Padova è un po' la città principe per queste proteste, lo sappiamo, ormai era stata scelta questa piazza per cui tutte le manifestazioni Novax sono state fatte insomma anche con grande difficoltà lo ricordiamo, per i commercianti qualche settimana fa, se non qualche mese fa, e poi la decisione del sindaco di
arginare un po' questa Certo. problematica. Poi sottolineo anche sui modi in cui protesti. Io per caso una volta in Piazza Signori ne ho sentito una, quando inizia a parlare di nazisti, quando inizia a parlare di campi di concentramento, Certo. allora si ha poco rispetto per la storia, Certo. per le persone che hanno veramente sofferto, per quello che è avvenuto, perché se certi termini valgono per tutto, allora i fatti a cui sono collegati vengono meno, e non è così. Certo. Cioè, non è così. Non sono i partigiani della libertà questi qua, Certo. sono delle persone che hanno un'opinione, peraltro non su base scientifica, e seguono una linea. Però da lì a utilizzare certe frasi, cioè quando tu dici è l'olocausto, cioè, forse non ti rendi conto di cosa stai parlando. Certo. E allora diventa grave anche l'affermazione. Parliamo invece di inquinamento. Poi io vi ricordo fra qualche minuto dovrebbe collegarsi con noi Patrizio Sarto, che è dirigente della medicina dello sport. Ve l'avevo anticipato all'inizio di questa edizione, sono davvero appesa ad un filo. Purtroppo le condizioni del dodicenne che, lo ricordo, domenica si è accasciato a terra. La situazione oggi, ci è stato detto, è molto critica, e cercheremo di capire col dottor Sarto che cosa può accadere in questi atleti giovani o anche comunque atleti, cosa può accadere, che cosa si può fare, se è possibile fare qualcosa per cercare di non arrivare poi ad un arresto cardiaco, anche se, come avevo detto ieri nel corso del nostro servizio nel telegiornale, purtroppo ci sono patologie nascoste, diceva Sarto, che sono difficili da scoprire. Ne parleremo con il medico fra qualche minuto. E parliamo invece adesso di inquinamento, perché Treviso, non solo Treviso ma anche Padova ed altre città del Veneto sono in zona rossa. Sì. Allora, ho letto ieri una bellissima intervista di Bassano dell'ARPA, no? Che spiegava esattamente quello che poi noi diciamo da tanto tempo. I valori medi delle concentrazioni di PM10 si stanno abbassando nell'anno, c'è proprio una curva che lo dice, e si stanno abbassando gradatamente. L'ambiente non è una materia in cui tu dici costruisci un edificio, prima non ce l'hai e poi ce l'hai. L'ambiente è una materia che ha una sequenza di cambiamento di un certo tipo, che deve tener conto di tante considerazioni. Perché siamo tutti in zona rossa in questo momento? Perché non piove. Certo. Non piove da tanto, e quindi noi possiamo fare tutte le operazioni che vogliamo. Certo, si abbassa la media percentuale, ma il numero degli sforamenti tende a essere costante. Ma se uno va a vedere in 20 anni come ci siamo abbassati, vuoi perché siamo passati dagli euro 0 agli euro 6, vuoi perché abbiamo fatto tutte operazioni all'interno delle nostre abitazioni con cambi caldaie, passando dal gasolio al gas, le caldaie a condensazione, le classi energetiche degli edifici sono aumentate perché abbiamo cambiato gli infissi. Tutte queste operazioni hanno portato a una graduale riduzione di quello che è la percentuale di inquinamento durante l'anno. È chiaro che siamo in questa situazione di sforamento, e Bassano lo diceva benissimo, ripeto, di ARPA, proprio per questa situazione. Noi stiamo facendo la danza alla pioggia, onestamente, anche perché non piove da tanto, per abbattere quello che è il PM10. Qualora dovesse continuare, permanere questa situazione difficile a livello di inquinamento, quali saranno i provvedimenti che si metteranno in campo? Noi stiamo applicando un provvedimento che è un provvedimento che si basa su un accordo della pianura padana, si chiama accordo di bacino padano, tra le regioni soggette a questo tipo di inquinamento e l'Unione Europea, che gli ha mandato un decreto di sanzione. Una delle attività è il blocco del traffico a seconda dei livelli in cui si è di sforamento. Siamo già in allerta rossa, quindi non possiamo andare oltre, cioè non possiamo bloccare il traffico, anche perché bloccandolo completamente non avremo l'effetto di abbattere i PM10 e peraltro bloccheremo la socialità. Tanto è vero che si va a vedere che durante il periodo di lockdown, marzo su marzo, a parità di piovosità, non sono abbassati così tanto i parametri. Quello che sta dando anche molto effetto, perché ormai almeno metà delle auto è in Euro 6, cioè non andiamo più in là. Quello che sta andando, parlo del diesel ovviamente, quello che sta andando nella direzione vantaggiosa è quello che abbiamo fatto col bando caldaie. Da tener conto che questa amministrazione, fortemente voluta dal sindaco, lo ripeto ancora, nel settore ambiente, ha investito 900.000 euro sul cambio caldaie, e pensate che in tutta la storia di Treviso sono state investite 1.600.000 euro. Quindi solo di quel 1.600.000, 900 li abbiamo messi noi anno per anno, sono stati via esauriti. Ci sarà l'effetto dei bonus 110,
che anche quello ridurranno quello che è l'impatto di emissione, e cominciano a esserci gli effetti di tutte le piantumazioni che stiamo facendo. Noi andiamo via 1000-1500 alberi l'anno in più nel patrimonio arboreo. Quindi la direzione c'è, è che se non piove... Il tempo non aiuta. Esatto, solo il generale Iannicelli ci può aiutare. Dunque, io lo vedo sullo schermo, Patrizio Sarto, dirigente di Medicina dello Sport dell'ULSS 2 di Treviso. Buongiorno. Buongiorno a voi. Dunque, abbiamo parlato prima, non entriamo ovviamente con lei nel caso del dodicenne, lo ricordiamo, purtroppo la situazione è sempre più critica, ma abbiamo ricevuto moltissime chiamate da parte delle famiglie preoccupate perché dicono che cosa si può fare, c'è qualcosa per prevenire patologie. Lei ci diceva ieri, insomma, ci sono patologie difficili da trovare. Sì, allora la cosa più importante è cercare di tranquillizzare i genitori dei ragazzi, perché è chiaro, notizie come quelle che abbiamo purtroppo assistito in questi giorni spaventano e generano però anche tensioni che non hanno ragione di esserci. Allora la cosa più importante è intanto far valutare sempre i propri figli e come abbiamo già detto ieri, quando un ragazzo viene valutato in medicina dello sport, questo quantomeno quello che succede a Treviso, nella nostra azienda, la prima cosa che il genitore non deve pensare e non deve star lì a cercare esclusivamente con una diciamo quasi spasmodica necessità è la certificazione. La certificazione deve essere l'ultimo ed è sempre l'ultimo di un percorso di valutazione che è finalizzato quindi alla esclusione nella popolazione che noi visitiamo, quindi i giovani atleti o anche di atleti più adulti, l'esclusione di malattie che possono essere causa di morte improvvisa. Quindi noi sappiamo che lo screening, quando viene fatto in modo rigoroso, attento e scrupoloso, è in grado di ridurre fortemente lo sviluppo di episodi che possono mettere a rischio gli atleti. È chiaro che servono delle valutazioni molto approfondite. Le patologie che noi ci aspettiamo e che dobbiamo escludere sempre nei ragazzi che visitiamo sono malattie a carattere genetico per il 90%. Quindi dobbiamo fare molta attenzione. È chiaro che delle volte non è così semplice perché valutiamo, se parliamo dei ragazzi sotto i 18 anni, valutiamo ragazzi in fase di accrescimento, quando il loro cuore è ancora in fase di sviluppo e quindi se c'è una malattia a rischio di morte improvvisa presente, questo può generare un problema di confusione, può nascondersi molto bene purtroppo in un cuore che si sta adattando, che sta crescendo, magari si sta adattando all'allenamento. Ecco perché delle volte servono delle valutazioni estremamente scrupolose per escludere queste patologie. Ma la cosa più importante è che i genitori si fidino della valutazione e che la valutazione sia estremamente rigorosa. Ecco, la cosa che fa più pensare, ovviamente tantissime le domande dopo insomma, un dramma come quello di un ragazzino di appena 12 anni. Com'è possibile che uno abbia un certificato, abbia fatto comunque delle visite, degli accertamenti e poi vada a fare una corsa da atleta, perché quale è questo ragazzino, e poi purtroppo accade quello che è accaduto, il suo cuore si è fermato all'improvviso. Allora sì, questo è un evento drammatico. Non parlo del caso specifico perché non lo conosco e poi perché do tutto il mio affetto alla famiglia che immagino stia vivendo ore drammatiche, ma non solo la famiglia, gli amici e ai compagni di sport, ai compagni di classe di questo giovane ragazzo, quindi non vorrei parlare di questo fatto specifico, però facciamo un discorso più generale perché penso sia molto importante. È possibile? Purtroppo sì, è possibile, e perché la prima cosa che dovrei dare come messaggio a tutta la popolazione che ci sta ascoltando, ai telespettatori, è che non dobbiamo fare un errore banale, che è quello di considerare sana la popolazione giovanile solo perché è giovane. Noi sappiamo purtroppo che nella popolazione giovanile esiste una prevalenza, cioè c'è un certo numero di patologie che ci sono e devono essere escluse. Questa è la cosa più importante. Quindi per definizione un giovane non è sano perché è soltanto giovane,
ma quindi dobbiamo escludere la patologia. Lo screening funziona e questo lo sappiamo. Se siamo famosi nel mondo è perché in Italia da tanti anni abbiamo raccolto esperienze e a Treviso abbiamo contribuito ad aumentare le conoscenze a livello mondiale proprio su questo argomento. Lo screening funziona, deve essere fatto bene. Ci sono però delle condizioni che non sono presenti al momento della valutazione medico-sportiva. Faccio un esempio. Una banalissima influenza, non parliamo del Covid, perché sennò tutto si va poi a generalizzare e pensare al Covid, ma una banalissima influenza in un giovane può sviluppare una reazione infiammatoria del cuore. Quindi durante la valutazione non c'è nessun tipo di segno perché l'influenza magari la si incontra qualche mese dopo. Bene, noi sappiamo che fenomeni infiammatori del cuore possono colpire il cuore e dare come prima manifestazione di sé un evento grave, drammatico e durante sforzo fisico. Ecco allora che serve attenzione, per esempio, quando c'è una forma influenzale e i genitori, gli allenatori devono capire, per esempio, che quando un ragazzo esce da una fase di convalescenza, da una forma infiammatoria virale, devono avere tutto il buon senso per farli rientrare. Poi ci sono delle forme così nascoste che potrebbero essere di difficile manifestazione e qui purtroppo sono estremamente rari questi casi. Quindi il messaggio è che lo screening funziona e quindi serve grande senso di responsabilità da parte delle famiglie che devono cercare la valutazione migliore, più attenta, più accurata, più che un certificato che costa poco e rapido da essere eseguito, e poi serve grande senso di responsabilità da parte dei settori medici che esiste ed è noto perché in Italia la medicina dello sport è una delle specializzazioni di maggior livello a livello internazionale. Serve grande attenzione nel valutare attentamente i ragazzi. Una cosa importante, vede, valutare un cuore di un giovane è estremamente delicato perché noi non possiamo trascurare nemmeno un disturbo che apparentemente sembrerebbe banale, proprio perché il cuore di quel giovane atleta è in una fase di evoluzione e quindi non si deve trascurare mai nulla. Quindi è importante anche che qualsiasi sintomo, per esempio, che un ragazzo può manifestare durante un allenamento, durante uno sforzo fisico, venga sempre riferito al suo medico di medicina generale, che è un punto cruciale per i ragazzi, al suo pediatra di libera scelta, ma poi anche al medico dello sport. Ecco, purtroppo sappiamo non è il primo caso quello del dodicenne, perché negli anni abbiamo registrato numerose morti improvvise proprio degli atleti. Sì, purtroppo è così. Allora, io parlo per esperienza. Allora, innanzitutto su Treviso noi abbiamo recentemente pubblicato un articolo estremamente importante in collaborazione con l'Università di Padova sulla massima rivista di importanza cardiologica che è Circulation, e abbiamo dimostrato cosa? Che lo screening fatto a Treviso ha individuato quasi 70 ragazzi con malattie a rischio, potenzialmente a rischio di morte improvvisa. Quindi il messaggio è: intanto dobbiamo fare le diagnosi. Ci sono purtroppo in alcuni casi di eventi mortali, non parlo di quelli che io conosco, ok, ma purtroppo ci sono casi dove forse si poteva fare di più. Quindi la cosa importante è fare molta attenzione. L'altra cosa che ritengo importante dire in questo momento, anche perché il vostro è uno dei giornali più, su telegiornali il più forse seguito, quindi ci sono sicuramente tantissime persone, che quello che si fa a Treviso, per esempio, è una cosa estremamente importante. Una volta che noi individuiamo un ragazzo o una persona adulta che ha una malattia a carattere genetico, molto spesso, non lo abbandoniamo a loro stessi, ma li prendiamo in carico e li seguiamo nel tempo e gli diamo la possibilità di individuare quale tipo di attività fisica può fare. È chiaro che la persona, la famiglia, deve fidarsi di noi e deve affidarsi a noi, e noi dobbiamo prendercene carico di queste situazioni. Sicuramente ci possono essere eventi mortali nel tempo che potevano essere forse prevenuti, però per esperienza personale le posso dire che io ho un'esperienza che è datata. 1996 mi sono specializzato in medicina dello sport e poi qualche anno dopo in 94 e poi in cardiologia. Bene, nella mia storia ho due eventi drammatici che sono verificati, però in nessuno dei due
è stata evidenziata una malattia. Quindi cosa significa? Che purtroppo sono molto rare le situazioni che possono portare a un evento cardiovascolare nonostante non ci sia segnale di questa malattia. Sono molto rare, il che significa che dobbiamo fare molta attenzione. Il nostro lavoro è estremamente difficile perché valutando tantissima popolazione che viene apparentemente considerata sana, dobbiamo scovare e non trascurare assolutamente nulla. E questo i dati insomma, certo. che stiamo seguendo ci stanno dicendo che lo screening fatto bene riduce gli eventi mortali. Le chiedo un'ultima cosa, so che da Treviso sta partendo un progetto proprio riguardo a questo. Sì, allora secondo il nostro modo di operare, il Dipartimento Prevenzione di Treviso, dove il nostro servizio è inserito, l'azienda 2 ha capito l'importanza di poter prima di tutto far diagnosi precoce di malattie e rischio di morte improvvisa, e questo vale per i giovani ma anche per gli adulti. Poi però non possono essere abbandonati a loro stessi e nessuno ha la competenza clinica per poter gestire il rapporto che questi ragazzi avranno con la loro attività fisica, perché non possiamo metterli in modo ad svolgere una vita sedentaria, perché sicuramente la sedentarietà farebbe peggio in questa popolazione. Per cui a Treviso si è creato un gruppo, un percorso che si prende carico, dove agiamo a livello psicologico, perché lei deve pensare che le malattie genetiche sono per esempio trasferite dai genitori, quindi quando noi facciamo una diagnosi in una famiglia andiamo a scovare una malattia che magari è nascosta nella famiglia, quindi ci prendiamo carico della famiglia, approfondiamo la valutazione nella famiglia, nei fratelli del ragazzino che abbiamo incontrato per primo, ci prendiamo carico del ragazzo e diamo tutte le indicazioni necessarie correlate all'attività fisico-sportiva. Fanno una fase di osservazione all'interno della nostra palestra in Dipartimento di Prevenzione a Treviso e poi diamo le indicazioni che vengono condivise con la famiglia e con il ragazzo, in modo tale da poter dare delle opportunità. Dico solo una cosa, lancio questa cosa: stiamo costruendo un documentario che probabilmente verrà presentato alla Mostra di Venezia di quest'anno, dove racconteremo proprio 5 storie che prenderanno, come dire, che raccontano un'opportunità che possiamo dare a un ragazzo o a una persona adulta alla quale sia stata diagnosticata una malattia a rischio di morte improvvisa. Grazie davvero, grazie per averci fornito queste importanti informazioni e per cercare di tranquillizzare ora tutte le famiglie. Grazie davvero, dottor Sarto, grazie. Grazie a voi, arrivederci. Ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, il meteo e poi torniamo in studio. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. La settimana prosegue all'insegna dell'anticiclone che garantisce tempo stabile sul nostro territorio. Ma vediamo insieme il dettaglio di martedì 25 gennaio. Sul Veneto al mattino e dopo il tramonto cielo piuttosto grigio, come vediamo, per nubi basse e nebbie diffuse. In alcune zone saranno anche fitte e persistenti per tutto l'arco della giornata. Altrove invece maggiori schiarite. Temperature minime piuttosto fredde, tra -2 e 1 grado, massime comprese invece tra 4 e 6 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. In questo caso la situazione sarà leggermente diversa perché prevale il sole, anche se nelle ore più fredde sarà possibile anche qui qualche nebbia. Temperature minime tra -2 e 2 gradi, massime sui 4-8 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove avremo un ampio soleggiamento. Locali addensamenti saranno possibili, ma del tutto innocui. Temperature minime intorno allo 0, massime infine sui 9 gradi. Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Siamo tornati nuovamente in studio per l'ultima parte di questa nostra edizione. Parliamo di nuovo, poi lo lasciamo andare l'assessore Manera, anche degli ecovandali.
Perché insomma un po' questo comportamento, possiamo chiamarlo irrispettoso, continua, ci sono ancora molti che gettano l'immondizia senza pensare che ci sono anche tanto di videocamere, di telecamere, di videosorveglianza. Allora, visto che siamo ad Antena 3 e quindi tutti capiranno, noi li abbiamo coniati, è comune, perché uno fa una cosa del genere, fa un atto vandalico e secondo me anche delinquenziale. Il punto è esattamente quello, che purtroppo la normativa del comune, che ha sotto questa amministrazione elevato al massimo della sanzione che le norme ci prevedono, cioè 400 euro a sacchetto, ha elevato appunto queste multe. Però forse la normativa nazionale dovrebbe cambiare e dire che a reiterazione dell'atto, cioè quando tu lo fai più volte, forse potremmo passare a una sanzione penale. Perché se non è così, è sempre la sanzione amministrativa, quando ti prendo paghi una multa, qualcuno anche non la paga, però normalmente la pagano perché c'è il fermo amministrativo, però secondo me si dovrebbe andare sul penale, perché quando lo fai più volte non capisci il danno che fai, la pericolosità, perché quel sacchetto che tu butti in strada, ci passa uno in motorino, in bici o anche in macchina, lo prende e sbanda e si fa male, certo. Di cosa parliamo? Più i costi della collettività. Teniamo conto anche che noi abbiamo l'88,1% differenziata, quindi diciamo che il 99,9% dei cittadini trevigiani e dell'Interland, perché il consorzio è più grande, sono bravissimi. Però c'è da dire che noi stiamo elevando tante sanzioni, abbiamo ridotto al massimo i tempi di asportazione del rifiuto, vuol dire che quando arriva la segnalazione cerchiamo di essere più veloci possibile a portarlo via. Ho tantissime io segnalazioni che sul mio WhatsApp di questo, però chiaramente ce ne sono tante. La maggior parte, vi dico la verità, vengono da persone in transito per Treviso, perché poi io vedo le sanzioni. Purtroppo per la privacy non possiamo dire chi sono, perché altrimenti mi verrebbe tanta voglia di pubblicare nome, cognome, indirizzo, volti, che così si prendono anche la responsabilità di questa stupidaggine che fanno. Però ripeto, per noi è una guerra costante, è una guerra che pian piano stiamo cercando di vincere. Non è semplice, perché chiaramente certo. io posso sanzionare una persona dopo che la prendo a fare questo tipo di reato. Molti ci dicono mettete molte più telecamere, considerate che questa amministrazione le ha quasi raddoppiate, però non possiamo mettere 10.000 telecamere in tutte le strade di Treviso, certo. Adesso se no parliamo anche di una cosa irrealizzabile, e soprattutto se uno lo fa a piedi, non è che abbiamo schedato tutta la popolazione del Veneto e quindi lo riconosci. Se lo fai in macchina tu vedi la targa, ma altrimenti... Certo, ecco. Certo. Però, ripeto, noi ne sanzioniamo tanti, qualcuno è sempre lo stesso furbetto, non c'è uno standard di età, sono un po' dei deficienti che fa sta cosa qua. Peraltro spesso per assurdo, perché non pagano magari la bolletta avendo gli svuotamenti del secco e non si sa perché gli viene in testa di gettare comunque. Peraltro esiste un altro abbandono che è diverso, ma non molto diverso, che è quello di andare al primo cestino possibile, buttare dentro il cestino tutto e riempirlo. Cioè anche quello è un abbandono, cioè il cestino è fatto per quando hai una carta, una cosa, di metterlo dentro, non è fatto per prendere quello che ti manca in casa da mettere sulla differenziata e buttarlo là dentro. Certo. E anche quelli li stiamo sanzionando. Bene, io ringrazio l'assessore per essere stato con noi tutto questo tempo, anche perché abbiamo avuto una visione, insomma, certo. Partendo dalla cronaca e finendo la politica. Grazie davvero, io quindi lo lascio libero di andare, se no lo tengo in ostaggio. Grazie davvero, assessore. Grazie infinite, grazie dell'invito e buon appetito. Grazie. Noi invece ci colleghiamo, perché lo vedo sullo schermo, l'avvocato Fabio Crea. Buongiorno avvocato. Buongiorno. Io parlerei con lei subito del secondo scrutinio che ci sarà oggi alle 15, Presidente della Repubblica. La Meloni ieri aveva lanciato l'idea di Nordio, un nome che qualcuno dice potrebbe accomunare tutti, qualcuno dice forse Draghi è il nome che più potrebbe insomma unire le forze politiche. Secondo lei? Ma in questo momento è veramente difficile, soprattutto da latitudini così lontane rispetto al nucleo centrale, cioè al Parlamento, riuscire a capire dove si troverà la quadra. È evidente che in questo momento più che altro è una battaglia di attesa, di strategia, è un po' come succede nel ciclismo, il surplus prima della volata, per cui è molto difficile. Il problema più importante probabilmente
non è tanto legato o solamente legato alla nomina del Presidente della Repubblica, quanto invece nella comunque probabile ipotesi della nomina di Mario Draghi, la individuazione di quello che dovrebbe essere il nuovo capo del governo. Cioè la particolarità di queste elezioni in questo momento è esattamente questa, cioè si tratterebbe di individuare non soltanto il capo dello Stato ma anche il capo del governo nella ipotesi della nomina di Draghi, e questo si intreccia con quella che è la scadenza 2023 o anche 2022, nell'eventualità in cui non ci dovesse essere la quadra sul nome del capo del governo in caso di elezioni di Draghi, dello scioglimento delle Camere. Quindi si intrecciano più questioni istituzionali e politiche che certamente non aiutano a dipanare la matassa. Quello che mi sento di dire però è questo, che questo Presidente della Repubblica viene votato da un Parlamento che, mi si passi il termine, che è politico e non istituzionale, perché poi veniamo tacciati di non conoscere la Costituzione. Un Parlamento illegittimo perché già vi è stata la riduzione, vi sarà con le prossime elezioni politiche la riduzione di un importante numero di parlamentari, è una legislatura a fine corsa, quindi sta scegliendo il capo dello Stato, un Parlamento che non soltanto non sarà numericamente lo stesso almeno fra un anno, ma soprattutto è un Parlamento che è a fine legislatura, e quindi colui che viene indicato come il capo dello Stato per i prossimi 7 anni viene eletto da, passatemi il termine, cavalli a fine corsa, di cui un terzo non potrebbe essere rieletto per la riduzione del numero dei parlamentari. Peggio di così da 2 anni non potevamo essere. Sente, sul nome di Carlo Nordio, lanciato ieri da Giorgia Meloni? Ma non solo, è un nome importante, assolutamente condivisibile e condiviso da molte forze politiche, direi personalmente anche da me, anche perché lo conosco personalmente, avendo la fortuna di essere trevigiano e di aver frequentato i tribunali quando in maniera molto importante guidava come aggiunto la Procura di Venezia. Devo dire che è un nome su cui ci potrebbero essere amplissime convergenze. Averlo indicato in maniera così anticipata, forse da un punto di vista strategico potrebbe non essere stato il momento migliore, però dal punto di vista della persona e della personalità istituzionale devo dire che è un nome assolutamente condivisibile e che potrebbe concentrare su di sé l'adesione e la condivisione di molte forze politiche. Parliamo anche di un altro argomento che tocca da vicino anche lei, che è la carenza ormai cronica dell'organico dei tribunali, soprattutto di quello di Treviso, una situazione che sta diventando davvero difficile. È una situazione difficile non soltanto a Treviso ma anche a Venezia, che è la procura e il tribunale distrettuale, che quindi ha delle competenze importanti e delle competenze anche maggiori dei singoli circondari dei tribunali. Purtroppo la macchina della giustizia continua a essere uno delle ultime istituzioni che vengono prese in considerazione da parte del governo, che evidentemente considera non strategica questo settore, che invece è assolutamente fondamentale. Ed è un settore fondamentale non soltanto per la materia del diritto penale, quindi per la repressione dei reati. Sentivo prima l'assessore Manera che faceva riferimento auspicando che per determinate fattispecie amministrative ci potesse essere una modifica anche in reati, quindi in sanzioni penali,
il che mi permetto di dire da un punto di vista sostanziale potrebbe essere utile, da un punto di vista di burocrazia potrebbe andare a appesantire ancora di più la macchina della giustizia, però questo è un altro tema. Però quello che è importante è che noi non soltanto come avvocati, ma anche il partito politico a cui appartengo fa riferimento spesso, è che il problema della carenza di organici e soprattutto in generale le problematiche della macchina amministrativa e della macchina giudiziaria incide in maniera molto importante su quelli che sono gli aspetti economici, perché non c'è soltanto il reato da reprimere o comunque da giudicare. Vi sono tutta una serie di settori economici che individuano in situazioni di patologia contrattualistica, oltre che anche per quanto riguarda i lavoratori, quindi i giuslavoristici, il tribunale come l'unica o l'ultima risorsa a cui accedere. E quindi avere delle sentenze civili dopo diversi anni, anche solo per farsi riconoscere un credito, è sicuramente un problema da un punto di vista economico per quanto riguarda le aziende, ma soprattutto un deterrente per tutte quelle che sono eventuali aziende o comunque capitali esteri che vorrebbero investire in Italia. Per cui l'auspicio è che, non dico questo governo che è assente su tante cose, ma quantomeno nella prossima legislatura si possa mettere mano all'opera di riforma non soltanto della giustizia, di cui si parla pomposamente ogni anno e ogni legislatura, ma soprattutto che si possa mettere mano anche alla più spiccia burocrazia, che poi è la cosa più importante per far camminare la macchina amministrativa. Ecco, fra l'altro lo diceva lei prima, c'è stato un rallentamento anche proprio di tutta l'attività dei tribunali. E sì, sappiamo che cosa vuol dire poi? Allora, molto banalmente, lei immagini solamente un contenzioso anche tra due vicini di casa, oppure un contenzioso tra un'azienda che reclama un credito nei confronti di un altro, nei confronti di un privato. Noi abbiamo dei tempi della giustizia civile che può consentire di portare una causa a sentenza anche dopo 5-6 anni, e questo evidentemente, questo differimento della risposta giudiziaria è una non risposta, quindi è una lesione di tutti quelli che sono i diritti di chi invoca i tribunali o anche chi deve solamente resistere. Questo dal punto di vista civilistico, dal punto di vista commerciale, societario o giuslavorista. Se poi parliamo del diritto penale, lei pensi che soprattutto con la nuova riforma che determina per alcuni reati la sospensione dei termini di prescrizione dopo la sentenza di primo grado, noi abbiamo l'effetto assolutamente incostituzionale, diciamo noi avvocati, di un imputato che rischia di rimanere imputato a vita, cioè per 5, 10, 20 anni, 25 anni rischia di rimanere imputato con tutte le conseguenze, non soltanto dal punto di vista morale, ma anche dal punto di vista dell'accesso a tutta la macchina amministrativa, perché anche solo per richiedere la partecipazione ad un concorso o altro bisogna dichiarare e documentare di non avere carichi pendenti, il fatto di essere stato condannato in primo grado e non in via definitiva, con la necessità di dover attendere per qualche decennio l'appello per risolvere la propria situazione, capisce bene che limita la possibilità di vivere serenamente o accedere alle normali forme di vita sociale e di attività lavorativa. Ecco, avvocato, un'ultima domanda. Se ne parla molto, ovviamente si parla molto del Presidente della Repubblica, delle votazioni, però qualcuno dice forse andrebbero prese delle decisioni in questo momento importanti perché, come ci ha detto anche il Presidente Pozza, insomma lo sviluppo economico, il rilancio si sta arrestando, il caro bollette, le decisioni del governo non sono una soluzione, non bastano per far ripartire la macchina economica.
Ma noi lo diciamo ormai purtroppo da quasi 2 anni e soprattutto lo abbiamo detto quando si è insediato il governo Draghi. Questo Paese ha bisogno di uscire ovviamente dalla situazione pandemica e sanitaria, come è la necessità di tutti i paesi, ma deve farlo con delle riforme chiare, delle riforme importanti, delle riforme coraggiose, delle riforme che abbiano la coerenza di una visione politica. Coerenza di una visione politica non può aversi in un governo che non è altro che una cozzaglia di partiti politici che stanno insieme con il silicone per poter portare avanti la legislatura. L'unico finalità di questo governo sarebbe dovuta essere quello di, nell'auspicio quantomeno di chi ha ritenuto o riteneva che non fosse un governo politicamente legittimo, doveva redigere quelli che sono i piani del PNR in maniera tale da poter consentire l'acquisizione dei soldi messi a disposizione dell'Europa a debito, ovviamente. E questo purtroppo non è avvenuto, nel senso che dal punto di vista di alcuni progetti che si auspicava fossero importanti per tutte le regioni del nostro paese, abbiamo ben visto che la maggior parte dei miliardi messi a disposizione, per esempio per la rigenerazione urbana, sono miliardi messi a disposizione esclusivamente per i comuni del centro-sud. Quindi da questo punto di vista certamente un pezzo del paese più produttivo, quello sicuramente più virtuoso, è stato tagliato fuori. Però il problema di questo governo è che nelle riforme economiche non è stato in grado di portare una visione coerente per una vera ripresa. Tanto per fare un esempio, la legge di bilancio, che è la legge più importante dello Stato, è stata una legge sostanzialmente non soltanto per coprire i debiti, ma compresi quelli del PNRR, ma soprattutto è una legge di bilancio che è di tipo non è certamente, non incentiva la ripresa economica, ma se si continua a parlare per esempio del reddito di cittadinanza, si capisce che è una legge di bilancio, una legge finanziaria esclusivamente di tipo assistenzialista. Quindi per poter avere delle politiche di vero rilancio economico vi è la necessità di avere un governo di coalizione che abbia una coerenza di programma e non invece la necessità di stare insieme con provvedimenti ibridi per tenere assieme situazioni che sono tra di loro politicamente inconciliabili, la sinistra estrema e la Lega o Forza Italia dall'altra parte. La ringrazio, grazie davvero a Fabio Crea, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie, buon lavoro. L'ho visto già sullo schermo il senatore del Partito Democratico Andrea Ferrazzi. Buongiorno senatore, come va? Buongiorno a lei. Dunque. Bene, va abbastanza bene, speriamo bene per il Paese. Ecco, esatto, siamo alle 15, si parte con il secondo scrutinio. Sì, uno scrutinio che ai noi non darà alcun risultato, sembra, insomma, questo mi sembra ormai evidente. Continua la trattativa tra i partiti, abbiamo visto insomma che il centrodestra ha detto nel pomeriggio faremo una rosa di nomi. Ma Salvini ha comunicato che oggi alle 16:30 farà una conferenza stampa nella quale darà alcuni nomi. È una cosa diciamo un po' inusuale, che ad urne aperte si faccia una conferenza stampa per proporre alle forze politiche un accordo. Non vorremmo forse una forzatura che non fa bene al nostro Paese, perché vede, in una situazione come questa noi dobbiamo lavorare tutti unitariamente nella stessa logica che sta guidando un governo, diciamo, chiamiamolo pure di salvezza nazionale, visto il PNRR, visto la pandemia,
quindi con una logica di larga maggioranza. Ecco, rompere questa larga maggioranza sarebbe un fatto grave soprattutto sul Presidente della Repubblica. Si sta discutendo anche tra PD e Movimento 5 Stelle? Sì, si sta discutendo con la massima disponibilità di trovare una persona super partes, cioè una persona che abbia davvero la capacità di unire il Paese. Il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità del Paese, il capo delle forze armate, presiede il Consiglio Superiore della Magistratura, cioè ha dei poteri che sono assolutamente centrali nel nostro ordinamento e nella vita quotidiana dei nostri cittadini, ed è per questo che dobbiamo fare davvero ogni sforzo per andare verso l'unità. Ora, presentare una rosa di nomi con una conferenza stampa, ripeto, ad urne aperte e magari inserendo figure di spicco a livello istituzionale, o li si vuole bruciare, sarebbe anche questo insomma uno screzio istituzionale non secondario, oppure si vuole forzare una mano cercando magari di avere un voto di maggioranza magari risicato sopra il 50% nella giornata di giovedì. Noi questo lo consideriamo un grosso errore. Ecco, fra i nomi torna insomma il nome di Draghi, che sarebbe il nome che forse potrebbe accomunare un po' tutti quanti, anche se poi rimane il posto da sostituire. Ma in realtà il nome del centrodestra, il nome di Salvini non sarà Draghi oggi pomeriggio. Se almeno di colpi di scena dell'ultimo minuto dovrebbero essere nomi come la Moratti piuttosto che Pera, piuttosto che la Casellati. Per quello dicevo, sarebbe un errore inserire una terna così divisiva, la seconda carica dello Stato, che è Presidente del Senato, quindi questo sarebbe sorprendente. Questo è stato di fatto annunciato questa mattina da Salvini. Speriamo che ci sia il tempo per recuperare una situazione divisiva sbagliata. Per noi Draghi è una grandissima risorsa per il nostro Paese, è una risorsa da ogni punto di vista che va preservato e va rilanciato e va garantito un ruolo istituzionale adeguato, perché è del tutto evidente che la sua figura è garanzia di unità nazionale ed è anche garanzia di una tenuta sul piano internazionale. Quindi insomma è abbastanza chiaro che alle 15 sarà di nuovo un nulla di fatto. Certamente, come le ho già detto in altre occasioni, fino a giovedì ci sarà un nulla di fatto. Noi speriamo di arrivare nel tempo più veloce possibile. Se io dovessi fare una previsione è questa: credo che il centrodestra cercherà, sbagliando, una forzatura nella giornata di giovedì, magari cercando di avere dei voti dispersi di qualche forza politica, e quindi con un presidente di fatto insomma molto divisivo. Se questa cosa non dovesse andare in porto, ed è un rischio grosso per il centrodestra, perché se non dovesse andare in porto le ricadute sarebbero negative soprattutto nei loro confronti, io credo che si andrà rafforzando la figura di Draghi, che a quel punto si può votare dalla giornata di venerdì in poi, a meno di sorprese, di nomi davvero unitari che possono mettere insieme le forze politiche di tutto l'arco costituzionale o quasi. Grazie davvero. Grazie senatore, Grazie, poi ovviamente lei, ci aggiorneremo anche domani per capire com'è l'evoluzione. Certo, arrivederci, grazie a lei. Grazie, arrivederci. Dunque avete sentito alle 15 probabilmente un nulla di fatto, poi attenderemo alle 14:30 la conferenza stampa di Salvini per capire quale sarà la rosa di nomi a questo punto, che insomma il senatore dice potrebbero insomma dividere maggiormente ancora la maggioranza sul nome del capo dello Stato. Noi ci spostiamo a Treviso, ne abbiamo parlato, atti vandalici ma non solo, e lo facciamo insieme al nostro Christian Arboit, che lo vedo già sullo schermo. Christian, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3. Esatto, è una delle notizie del giorno, le scritte che sono apparse nottetempo all'esterno dell'ufficio scolastico provinciale. Siamo nel cuore del Sant'Artemio, luogo simbolo per i trevisani, perché c'è l'ente provincia, ci sono i carabinieri del NAS, c'è tutta una serie di enti e istituzioni, un luogo anche monitorato. Nonostante questo sono apparse queste scritte che sicuramente avete già mostrato altre volte nel corso di questa diretta, che fanno riferimento a un episodio specifico, la tragedia che si è registrata il 22 gennaio scorso in provincia di Udine, che è costata la vita a Lorenzo
Parelli, quel 18enne che è rimasto schiacciato sotto il peso di una putrella il suo ultimo giorno di stage in un'azienda per l'appunto della zona. Un fatto sconcertante che ha riacceso i riflettori sulla sicurezza sui posti di lavoro, con particolare riferimento ai minori. È apparsa questa scritta che ovviamente è una scritta shock, è stata denunciata tra l'altro alla questura dall'ufficio scolastico provinciale. Ne abbiamo parlato con la dirigente dell'ufficio Barbara Sardella, che ha condannato ovviamente il gesto, ma che allo stesso tempo sottolinea come l'alternanza scuola-lavoro, come lo stage, come tutti questi percorsi formativi in azienda siano fondamentali per la crescita umana e professionale degli studenti. Atti simili si sono registrati un po' in tutta Italia e sono stati rivendicati con una nota dal movimento comunista degli studenti, però è tutto da verificare, perché in questa nota si parla semplicemente di striscioni e non di raid vandalici di questo tipo. Quindi le indagini sono in corso, la provincia sta mettendo a disposizione, da quello che ho capito, anche eventuali nastri della videosorveglianza. Insomma, staremo a vedere cosa succederà nelle prossime ore, se gli autori saranno in qualche modo individuati. Ecco Cristian, su questo argomento, scusami, proprio l'assessore Manera diceva questi sono due fatti diversi tra questo e quello che è successo ai Buranelli, però a chi è stato agli artefici di questi atti venite a scusarvi, e comunque noi lavoreremo per identificare gli autori, che saranno poi insomma sanzionati. Ma sì, diciamo che questo è quello che si dice sempre, no? Poi le scritte saranno ripulite e quant'altro, però particolare molto curioso, c'è già la ditta che sta lavorando, forse hai anche le immagini, le ho trasmesse prima in chat, di questa ditta che è arrivata e che sta già in qualche modo eccoli qua, sì, quindi stanno riportando la situazione nella norma e stanno coprendo queste scritte davvero incresciose, perché è chiaro che il mondo della scuola qui c'entra poco o nulla per certi versi, quindi diciamo che si sta riparando il danno, anche se diciamo così educazione civica vorrebbe che fossero proprio gli autori del gesto a fare quello che vedi, insomma, per una questione anche di buonsenso e di educazione civica, però insomma questa è la situazione. Tra l'altro mondo della scuola, Daniela, che come sai è coinvolto in uno tsunami di quarantene, un vero e proprio caos. Ci sono i dati di giornata che riguardano la scuola trevigiana, che resta di fatto la più colpita dal fenomeno, anche va detto, perché il contact tracing in provincia di Treviso è particolarmente capillare e ramificato. Ti do i dati di giornata dell'ULS 2 Marca Trevigiana, che parlano di 3.361 classi sotto provvedimento, di cui 1.052 quarantene, ma ci sono anche 440 classi sottoposte a regime misto, quarantena e monitoraggio, 449 monitoraggi, 1.420 classi in autosorveglianza. Questo significa, calcolatrice alla mano, ne ho parlato poco fa anche con il direttore generale dell'ULS 2 Benazzi, che ci sono più di 24.000, 25.000 studenti trevigiani coinvolti da questo tsunami, e c'è da dire anche che il 30% dei casi di contagio che ormai si registrano nella Marca Trevigiana, anche se questo è un po' il trend generale, riguarda la fascia degli under 12, e da questo punto di vista non si vedono ancora delle flessioni della curva, quindi parliamo ancora di un contagio in rapida crescita. In rapida crescita, certo, il contagio, ma sono sempre di più questi casi asintomatici.
Da qui la necessità di rivedere le norme sulla quarantena, così come chiedono a governo e CTS anche le regioni, in primis la regione del Veneto con il presidente Zaia e l'assessore Lanzarina, che anche ieri ha ribadito la linea. Bisogna cambiare le regole sulle quarantene, perché altrimenti ci attendono ancora settimane di grande caos, con la scuola che rischia di scoppiare. Scuole trevigiane che, come vi abbiamo raccontato in queste settimane, stanno correndo ai ripari, attivando delle procedure d'urgenza per accaparrarsi professori, supplenti, persone che possano dare una mano in un momento in cui c'è un tasso medio di assenza che si aggira tra il personale docente del 10%. Come ben sai, il Max Planck, lo abbiamo raccontato noi per primi, sta richiamando gli ex studenti diplomati da 1-2 anni. L'Istituto Comprensivo di Silea ha lanciato un vero e proprio tam-tam sui social alla ricerca di supplenti, e quindi ogni scuola si sta arrangiando un po' come può, perché questo è anche permesso dalle normative in essere. Fino al 31 di dicembre le graduatorie ufficiali cui attingere sono quelle dell'ufficio scolastico provinciale, regionale e del Ministero. Una volta esaurite queste graduatorie e una volta spirato il termine del 31 dicembre, ogni anno poi le classi possono fare da sé e quindi possono attivare queste procedure d'urgenza. Si fa nella norma. Quest'anno ovviamente c'è una vera e propria esplosione di questi casi. Ecco, fra l'altro, Cristian, abbiamo dato lettura del bollettino regionale e abbiamo visto un altro balzo in avanti di contagi, oltre 20.000, eravamo abituati insomma a numeri un po' più contenuti, in realtà c'è stato un nuovo balzo in avanti. Il direttore generale dell'ULSS 2 Benazzi a questo proposito ha detto qualcosa? Sì, allora dice che comunque non bisogna guardare al dato di questo singolo giorno, ma al trend, e il trend in questi giorni dell'incidenza complessivamente si è abbassato, anche se non si è abbassato per tutte le fasce d'età. Come ti dicevo, quella più coinvolta è appunto la fascia degli under 12. E poi, se guardiamo al dato dei decessi, guardiamo anche a questo relativamente alla marca trevigiana, Daniela, stiamo parlando di 14 decessi per la marca trevigiana che sono stati registrati oggi dal bollettino, ma registrati perché riguardano anche altri giorni, non solo le ultime 24 ore. Quindi nella marca trevigiana, per dovere e chiarezza di cronaca, sono stati inseriti 14 decessi avvenuti tra il 23 e il 25 gennaio, quindi parliamo di 3 giorni. Di questi 14 decessi 9 non erano vaccinati, non avevano nemmeno una dose, mi ha spiegato il direttore Benazzi. 11 erano quelli con patologie concomitanti. Parliamo di pazienti, di soggetti nati tra il 1924 e il 1954, questa la fascia d'età coinvolta. Tra l'altro Benazzi che evidenzia come ci sia ancora troppa gente, anche tra questi che sono ahimè, ai noi deceduti, che arriva troppo tardi in ospedale, cioè chiama il SUEM quando ormai la situazione è già sfuggita di mano. Questo è il grosso problema che ha evidenziato anche nelle settimane scorse il primario del SUEM 118 di Treviso, la dottoressa Ferramosca. Quindi continua questo fenomeno dei refrattari, non solo refrattari al vaccino, ma anche refrattari poi alle cure e soprattutto alle cure di tipo ospedaliero. Quindi tanta di questa gente deceduta è perché arriva tardi in ospedale, perché chiama troppo tardi. Ecco, ricordiamo anche, poi chiudiamo, proprio le tantissime chiamate, il lavoro del SUEM 118, le tantissime chiamate proprio delle persone che chiedono l'intervento del SUEM proprio in questi giorni. Sì, è uno stillicidio, noi lo sappiamo bene perché con gli operatori del SUEM ci confrontiamo spesso, sempre disponibilissimi, ma appunto le telefonate sono migliaia e migliaia al giorno, anche per richieste di informazioni, quindi diciamo che
la pressione c'è ancora, non ai livelli di qualche settimana fa fortunatamente, e poi appunto la curva del contagio tutto sommato è confortante, si intravede, dice Benazzi, ma dicono tanti direttori generali, ha detto la stessa assessore Lanzarin ieri proprio in diretta con noi, insomma intravediamo questa luce in fondo al tunnel. Del resto la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità dice che forse la pandemia si sta endemizzando, quindi vediamo questa agoniata normalità, insomma. Grazie davvero Cristian, grazie e buon lavoro. A te, a voi. Noi ci fermiamo, qualche istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, abbiamo parlato finora anche con il nostro Cristian Arboit di atti vandalici nel Trevigiano, ma ce n'è uno piuttosto grave anche nel Vicentino. Era protetto da un telo di nylon in attesa di essere scoperto a Montebello Vicentino in occasione dell'inaugurazione pubblica rinviata alla prossima primavera a causa del perdurare della pandemia della nuova palestra del polo scolastico. I vandali hanno però preso di mira il totem dedicato a Pier Antonio Costa, a cui l'area scolastica palestra compresa verrà intitolato. Hanno squarciato il telo e rovinato le stele con un'incisione prodotta probabilmente con un coltello. Un gesto gravissimo e ignobile, afferma il sindaco Dino Magnabosco, perché i vandali hanno danneggiato un bene pagato con soldi pubblici. Il Comune, in collaborazione con le forze dell'ordine, si è già attivato per individuare i responsabili. Abbiamo sporto denuncia contro ignoti, spiega il Primo Cittadino. Nella zona ci sono alcune telecamere, spero che dalle immagini possano derivare elementi utili alle indagini. È giusto che chi ha prodotto questo danno se ne assuma la responsabilità. Invece ci spostiamo a Padova perché c'è stata paura intorno alle 20:30 di lunedì in via Malaspina per l'incendio che ha distrutto un'auto di grossa cilindrata ferma nel giardino di un'abitazione. Le fiamme hanno avvolto il veicolo facendo scoppiare i pneumatici. Sono stati i vicini a dare l'allarme immediato all'intervento dei vigili del fuoco che hanno spento l'incendio. Indagini ovviamente sono in corso per stabilire quali siano le cause del rogo. Sul posto anche 2 pattuglie delle volanti della polizia. Ed abbiamo parlato anche ancora delle quarantene nelle classi, abbiamo parlato della difficoltà delle famiglie perché sono davvero tantissimi gli studenti, gli alunni che si trovano a casa in DAD. E insomma una situazione, abbiamo detto anche prima, esplosiva dal punto di vista scolastico. Ci spostiamo proprio a Padova perché sono più di 400 le classi anche lì in quarantena. Aperto un punto tamponi in fiera, sarà riservato esclusivamente alle scuole perché ne abbiamo parlato anche nel corso delle nostre edizioni. Purtroppo poi tantissimi sono anche i giovani che vanno a fare i tamponi e con le problematiche proprio delle code chilometriche ai Covid point. Vediamo. 431 classi in sorveglianza, di queste 196 in quarantena. Per rispondere alle richieste di tamponi necessari per tornare alla normalità e sui banchi di scuola, l'azienda ULSS 6 Ogane ha deciso di affiancare ai punti presenti nel territorio un centro in fiera che sorge accanto al padiglione 6 con ingresso separato da quello delle vaccinazioni. Al punto potranno accedere solo gli studenti o gli operatori della scuola che hanno ricevuto l'invito dal SISP, il servizio di igiene e sanità pubblica. Il centro non è quindi presente nel portale tra quelli dove è possibile effettuare la prenotazione. In fiera si potranno eseguire 600 test al giorno, 300 studenti il mattino, 300 nel corso del pomeriggio. E dunque abbiamo parlato anche ampiamente nella nostra edizione, abbiamo parlato del secondo scrutinio che ci sarà alle 15 da parte per il Quirinale per l'elezione del Capo dello Stato. Abbiamo sentito anche il senatore Ferrazzi che ha detto insomma sarà difficile avere una soluzione, probabilmente tutto sarà spostato. Fra l'altro alle 16:30, lo ricordiamo, ci sarà la conferenza stampa del Premier Salvini, del leader Salvini della Lega, per dare una rosa di nomi del centrodestra.
Ma che cosa si attende la gente dall'elezione del nuovo capo dello Stato? Sarebbe ora di una donna, dicono alcuni, ma alla fine sarà necessario il ritorno di Mattarella, almeno per un po', dicono altri. Siamo in totale e assoluta incertezza e manca qualsiasi accordo a nessun livello ancora. Quindi io temo che sarà lunga come votazione, a meno che non intervenga qualcosa all'ultimo minuto. Abbiamo un Parlamento e allora che una volta tanto decida e basta, la finisca con le litigiosità di bottega. Qualcuno in particolare che gli piacerebbe, per esempio personalità, uomo-donna? Beh, potremmo fare qualcosa di nuovo, eleggere una donna a capo dello Stato. Ne abbiamo 2 o 3 che sono in grado di poter reggere. Sì, io speravo la Severino. È in gamba, si è fatta da sola, è handicappata. Cosa vogliamo di più? È una rappresentante molto e super partes, tra l'altro. Che caratteristiche deve avere a cui non si può proprio rinunciare a questo capo dello Stato? Beh, non essere troppo vecchia e stare veramente attento a tutti, al di là che è una carica istituzionale che non serve a niente, non ha nessun potere, lo sappiamo. La Milena Gabanelli, vera, pulita e in gamba. Senz'altro favorevolissima, guardi la Cartabia cosa sta facendo, è un'eccezione veramente, bravissima. Propongono le casellate, io conosco poco sia una che l'altra st'altra. A me andrebbe bene Draghi, così abbiamo 7 anni di una figura istituzionale. Io voterei contro Draghi. L'escamotage sarebbe, non perché io lo voglia, ma perché forse è la soluzione più pratica, che Mattarella si fermi fino all'anno prossimo, Draghi scade dal suo mandato e passa a fare il capo dello Stato. Perché andranno avanti e alla fine Mattarella dovrà sacrificarsi ancora per un paio d'anni. Secondo me sì, durerà abbastanza perché non riescono a mettersi d'accordo in sostanza, quindi non è che... Anche secondo me ci vorrà del tempo. L'importante è che gli italiani, che sono persone in gamba, perché fanno notizie quei 4-5% che combinano guai, ma gli italiani è brava gente, si meritano un bravo presidente in gamba. Dunque avete sentito, questa è l'opinione dei cittadini. D'ora torniamo invece nella Trevigiano ed esattamente a Oderzo, ne abbiamo parlato ampiamente della questione tamponi, soprattutto per le scolaresche. A Oderzo quindi il primo punto tamponi organizzato dal Comune nell'aula magna della scuola media per ridurre la pressione, come vi avevo detto prima, sui Covid point. In giornata test sulle prime 10 scolareste, andiamo a vedere. Zero Branco ha sperimentato il nuovo modello. Oderzo parte ufficialmente per primo tra i comuni della Marca con un punto tamponi alternativo a quelli dell'ULS 2 dedicato alle scolaresche. Il via alla scuola media a Malteo, dove il servizio di prevenzione ha indirizzato le prime classi. Viene inviato direttamente al dirigente scolastico la data, l'ora, il giorno della convocazione e il luogo. Viene inviato successivamente dal dirigente scolastico alle famiglie nella stessa modalità che avveniva normalmente nella situazione di Covid point e successivamente si presentano proprio nei luoghi deputati proprio per l'effettuazione di questo. In questo caso a Oderzo questa mattina ne parliamo di 10 classi, 3 sono state espletate stamattina e 7 nel pomeriggio. Oderzo è dunque uno dei 62 comuni trevigiani che si sono resi disponibili a organizzare con sede e volontari propri un punto tamponi per andare incontro alle famiglie costrette a lunghe attese ai Covid point. Sicuramente questa è un'iniziativa che permette di ridurre appunto l'attesa dei ragazzi e delle loro famiglie, permette i nuovi spazi allestiti dai comuni proprio per la situazione emergenziale di poter dare delle risposte immediate e permettere l'ingresso preciso dei ragazzi all'interno delle loro aule scolastiche. Non è un caso che a partire per primo sia Oderzo che vive il problema della forte pressione sul centro tamponi di via Donizetti e sulla viabilità circostante. I problemi si risolvono sempre e solo facendo squadra e lavorando tutti insieme, quindi la parte dell'ULS ci ha messo a disposizione le attrezzature e i comuni devono cercare di organizzare i volontari, quindi è partita questa caccia al volontario che fortunatamente ha avuto un buon riscontro e quindi ringrazio immensamente i volontari che devono essere ovviamente medici o infermieri o comunque OS.
E chiudiamo con una notizia di cronaca che arriva sempre da Treviso, un incidente che ha bloccato, paralizzato momentaneamente il PUT di Treviso, forse per un malore o una distrazione, ha perso il controllo del suo furgone che è andato a schiantarsi contro un albero a bordo strada. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 9:15 lungo viale Cairoli a Treviso, sulla circonvallazione esterna delle mura, poco prima di Porta Fra Giocondo. L'autista, un 43enne di origine sarda, soccorso dal SUEM 118, ha riportato alcune lievi lesioni ed è stato trasportato al pronto soccorso di Treviso. Intervenuti sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale che ha effettuato gli accertamenti del caso. Il traffico della zona ha subito subito pesanti rallentamenti con lunghe code dovute anche alla giornata di mercato nella vicina zona di Piazzale Burcagliati. Dopo qualche tempo il PUT è stato riaperto dopo che è stato rimosso il mezzo incidentato. Siamo arrivati quasi al termine della nostra prima edizione. A me non rimane che intanto ringraziare i registi Tony Esposito ed Alessandro Granziera che ci hanno seguito davvero passo dopo passo e vi ricordo ancora una volta che alle 16:30 oggi ci sarà da parte di Salvini il nome, la rosa dei nomi che presenteranno loro come Capo dello Stato e poi prima alle 15 ci sarà la votazione, ma abbiamo sentito insomma ci sarà probabilmente un nulla. Di fatto vi aggiorneremo ovviamente nel corso dei nostri telegiornali questa sera a partire con l'edizione Veneta a partire dalle 18:30. A me non rimane dunque che salutarvi, ringraziarvi davvero per averci seguito. Grazie e arrivederci.